Allora, vediamo un attimo come va. Dovrebbe essere tutto a posto, dovrebbe essere tutto abbastanza tranquillo. Io come vedo l'omino quello caruccio e simpatico in chat. Ecco qua, inizio un attimo. Ok. Allora, Christian, come mi senti? Questa cosa è molto importante perché ho cambiato il microfono, quindi se mi avvisi e mi dici che va tutto bene, siamo a posto, siamo tranquilli e possiamo partire. Vabbè, cioè, giustamente non si è settato le cose perché devo settare qualcosina. Microfono è acceso, sì, tutto a posto. Quindi, Christian, come tu mi dai conferma, accadono cose. Allora ho preso il microfono, aspetta, lo faccio vedere. Ecco qua, bello microfonino, io attacco qui e via. Solo che devo ancora regolarlo per bene. Dimmi una cosa, mi senti meglio o peggio così? Perché ha anche la riduzione del rumore in automatico. Non vorrei che riduzione sua più riduzione di Meld e mi fa fare un audio di Meld a me. Quindi se tu mi dici che è così, ok, adesso mi senti meglio rispetto a prima. Ho tolto la mia parte robot dal mio essere. Ok, ok, che così vedi, sto anche più libero, posso muovermi tranquillamente. E notizia delle notizie, i microfoni che ho preso erano due, ce n'è uno anche per Gianmarco. Christian, grandi progressi. Un giorno riusciremo ad essere degli streamer quasi decenti. Ce la faremo, non ti preoccupare. Li ho presi oggi anche per una cosa di lavoro, mi sono trovato e mi sono detto, dai, prendiamoli bene, così li utilizziamo anche in live. Quindi penso che per l'audio, per la posizione così, non ci sono problemi. No, Christian, è che ho avuto un po' di problemi tra l'incasinare alcune cose di lavoro e altro, però tutto è bene ciò che finisce bene. Ci siamo, tutti i profili Stream Deck salvati, fatte le prove prima, quindi Christian, cosa manca prima di iniziare? Christian, rispondi correttamente perché sennò io fermo la live, io te lo dico, ti ho avvisato prima. La sigla, bravo Christian. I name the stars over your cauldron and all that lies beneath your waves. Throwing my voice into your shadow, the underworld, the darkest place. The onyx kiss of inky waters, the jet black undertow of fright. From the cold depths now I will conjure the spiral madness of his mind. Once more the ocean's a lake, so alike land awake. Come save your soul, awake new and whole. By name I will summon him. From the silence of streams, from the city of dreams, it's a dark ocean summoning. Come save your soul,
Allora, i calcoli sono mezzo andati bene, che ho fatto le prove prima, si vedeva, mo per quale assurdo motivo non ti stai vedendo. Però l'audio si sente, quindi sei molto birichino. Cambio, ce ne sono due, non sono io Alan Wake, non è lui Alan Wake, perché io sono un deficiente, invece di premere avvia la fotocamera virtuale ho avviato avvia la registrazione. 1, 2, 3, a posto. Però sto riconoscendo gli errori, che mi devo risettare tutte le finestre, Cristian, tutto. Da capo ho fatto, mi ha chiesto vuoi tenere i file vecchie, cose vecchie? No, brucia tutto, cancella tutto direttamente. Allora, Cristian, si vede a 60? Tu lo vedi bello fluido? Tu hai visto la sigla, poi dopo sono successe cose. Bravo, Cristian, questo è il motto del canale. Deficienza ma che non passa inosservata. Cioè, tu lasciala, succedono cose. Però per il resto sta andando a 60, sta andando... Beh, si sente bene? Voce mia mi senti bene e si abbassa anche un pochino l'audio di gioco? Ok, a posto. Signore, ti ringrazio che non è scoppiato niente per là. Allora, che già abbiamo dei problemi seri qui con il signor Alan. Allora, Christian, tu poi hai sentito la mia risposta di ieri? Hai qualche pensiero in testa? Hai qualche domanda prima che ci avventuriamo in questo luogo schifoso e nefasto, pieno di insidie, trabocchetti, ma soprattutto morte? Ho l'abitudine di tirarmi il microfono vecchio, lo vedo qui con la coda nell'occhio, domani lo devo staccare da là. Allora, intanto mi accingo a salire con calma e tranquillità, calma e tracotanza. Allora, vediamo un po'. Ma che bella città. Tower, I needed to find a murder site. Zane would know where to find one. No, anche perché sono d'accordo con il tuo pensiero, il mio era solo dovuto a un momento di riflessione personale. Che ci sta, che ci deve essere e che sempre dovrà continuare a essere presente in te. Se non attivi la curiosità, sto gioco e alcune cose non le puoi capire, quindi tu stay hungry, stay curious, stai molto curioso, incuriosisciti su tutto. Alcuni elementi io te li ho dati, mamma e Do Carmen, che brutta gente. Allora, dobbiamo tornare dal carissimo, dall'esimio, dall'incommensurabile Thomas Zane, che qui le cose stanno andando un attimo a puttane, Griff, c'è un problema. C'è un problema, il signor Graffio ci sta fottendo in qualche modo, ma non riusciamo a capire cosa. Fuori con Saga abbiamo almeno preso per quanto possibile il clicker, ma c'è qualche quadra che non posa. Zane potrebbe sapere qualcosa, lui no, lui non sa niente, ed è anche molto maleducato. No, Giovanni via, ragazzi, dai, c'è Christian, fate buoni, dai, Alan buttali qua dentro, no, Christian, lascia sta questione, casino, bordello, ok, non può stare nella zona oscura che subito ti attaccano qua, ma che schifo è questo, allora, dobbiamo tornare da room Zane. 665 was upstairs. The elevator would take me there. Ce ne torniamo da qui con l'ascensore. C'hai anche tu la sensazione che c'è qualcosa che non torna, Christian? Abbiamo molti pezzi del puzzle ma non combaciano. Oh, non pensavo fosse qui. Allora, Christian, questo è super importantissimo. Minchia, ti è andata di culo. Ok, però sono contento, ci sta. Proprio qui adesso ci sta benissimo. Salve, signor Dorf. We often look back and wonder, what if? What if the path not taken had in fact been our charted course? Would we be happier? Or are we, with our set of choices behind us, the lucky ones?
And what if nothing would be different? What if, for some of us, our destiny across the endless number of versions of ourselves has been defined and locked beyond any causality of circumstance, beyond the forces in any one reality, but across all realities? For one man, the magnetic pull of destiny is so great it breaks time and space. We join this lone operative, many versions of him, in fact, as he chases his nemesis, a dangerous being known as the Master of Many Worlds. Across the multiverse, across the many versions of a city that is always the same, yet always different. In Night Springs. Non me l'aspettavo adesso. Tonight's reality-bending episode, Timebreaker. Christian, tieniti forte. No matter how many parallel realities I need to brave, how many lives, how many versions of me it takes, I will stop it. And I will come back for you, my love. And cut. Everyone, take 5. All right, you heard the man. Let's take a break and cut to the next scene. Was that okay? I mean, I can do more. I can do less. Attore. Yes, yes, yes. Sean, I'm really Regista. happy. Let's talk. Clear the set. I love your instinct on this, but we can still push this further. Immerse ourselves into this story. Believe in it. Make it crazier, wilder. Ba, 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 da, da, da. Allora, Christian. Domande? Christian, qui te ne verranno parecchie. Molte, tante. It's so cool we are making this, Sean. Let's dive in. Questo logo assomiglia, sotto un certo punto di vista, a quello proprio di Remedy. Noi siamo un attore che sta impressionando un personaggio che visivamente già conosciamo. Allora, stiamo vedendo una puntata di Night Springs. Night Springs sono altri universi, oramai l'abbiamo capito dai 2 episodi che abbiamo già visto. Qui siamo un attore che parla con un I can't regista wait to tell you che è more. identico a Sam Lake, il creatore di tutto il Remedy Connected Universe, e ce ne insegna che ricorda la casa di produzione che ha prodotto il gioco che stiamo giocando adesso. Quindi I andiamo was un attimo eager a to hear parlare what con Sam lui. had to say. This Si project chiama was Sam. shrouded in mystery. You wanted to talk? It's awesome to be doing this with you again, Sam. Sean, it's so good to have you back. We've been dreaming about this for so long, and now finally we are making Timebreaker, the video game. It's happening. Yeah, and FMV as well. That's so cool. Of course, that was part of the previous game as well. Christian, vuoi commentare su quello che ha appena detto questa versione di Sam? Hai qualcosa da dire? Io voglio sperare che ci arrivi stesso tu al discorso. Però in questa puntata già da adesso le risposte arriveranno. Videogioco precedente, videogioco che si chiama Timebreaker. Noi quale gioco abbiamo fatto prima di questo? Pensa un attimino. Il gioco che sta facendo adesso questo personaggio, di cui conosciamo l'aspetto visivo, anche se è un po' timido e non ci rivolge il viso. No, parlo proprio prima di Alan Wake 2. A cosa abbiamo giocato? Abbiamo giocato un altro bel titolo che ho ignorato purtroppo per molti anni.
Esatto. Di cosa parlava questo gioco? Del rompere il tempo, quindi di un time break. Ti trovi? E sappiamo che lui, l'attore che stiamo vedendo adesso, noi l'abbiamo giocato come protagonista e che comunque con la mano utilizzava una specie di scettro verso le parti finali per bloccare il blocco totale del tempo. Tu ti ricordi che abbiamo giocato questo, vero? Quindi si potrebbe dire che in pochi minuti abbiamo visto o c'è il sentore di qualcosa che noi abbiamo giocato a breve. Solo che qui non si chiama Quantum Break. Ma riguardo il mio I'd like to talk about my personaggio, character, just get deeper into the lore. Hey, I could talk about this for days. He's a multiversal agent, goes by many names as there are many versions of him. Breaker, Branch, others. He's searching for his lost love while his ruthless nemesis, Door, the master of many worlds, is murdering versions of him across parallel realities. He must track down and stop Door. That's so Allora. cool. You've done cool superhero roles in the past. Long term, the agent will grow into the ultimate iconic superhero. Oh, that's awesome. quindi, Christian, come vedi questo è bello deep, quindi ci prendiamo tutte le pause che servono. Ecco, allora, Christian, ti ricordi che in Alan Wake 2 noi abbiamo scoperto che alla fine Team Breaker da Calderon Lake è stato trascinato nella zona oscura per qualche motivo? Qui ci stiamo trovando, noi siamo un attore che sta parlando con un regista, gli sta dicendo: guarda, il tuo ruolo in questo videogioco è quello di affrontare il terribile Dor e tornare dalla tua amata. Christian, vedi pure tu che ci sono dei tasselli che un attimino dici aspetta un attimino però, ma non è che ti trovi, no, fino a qui, quindi mo adesso scegli tu, vuoi che prema X o che prema quadrato? Christian, ci facciamo male qua stasera, non era assolutamente previsto che uscisse già adesso. No, t'ho detto, per la scelta faccio scegliere a te. Questo è un tuo momento, goditelo. Non ho finito di mangiare da poco la pizza e me si ripropone, mettiamola così, non ci sono andato leggero. Tra me e mia mamma, tra una pizza al ragù e una alla genovese, ci siamo fatti un bel po' male stasera. Scegli tu, le linee di dialogo scegli. Non ricordo questa cosa qui. Ti dico la verità, non ricordo. Vai tranquillo, tanto quello che eventualmente manca lo so e ce lo metto io. Che la mano di Alan sia con te. PS, lo possiamo anche rifare e prendiamo altre scelte caso mai ci fa mancare le altre, quindi vai tranquillo. Allora, iniziamo a capire dal dispositivo. So the vortex and the gadget. Sorry, I keep forgetting its name. There's just so many acronyms here. But it helps me travel through realities. Acronyms are cool, right? Like tiny mysteries. You power up your PRS, Polyhedron Reality Shifter, with the SEN Shifter Vabbè, Energy fa Node cose, to fa activate cose. the È un Lumivista coso che TV fa cose. and ride the vortex between realities. It's all REC, Ripple Effect Corporation tech. And you have a gun and a TPS, Time Breaker Solidifier, to defend yourself. Right, yeah. Va bene. Ecco qua. La tua visione del You multiverso. clearly have your own vision of the multiverse. The right vision, the truth.
It's all out there. That's where these ideas and inspirations come from. They seep through. Somewhere this here, us talking, is part of the video game, and another version of you is playing it. Somewhere, your character, the agent, is real, and he could appear here through a portal anytime now. Right. Yeah, right, Sam. You are a maniac, man. Totally. Dopo cosa giriamo? So, what do we shoot next? We need to set up for the next scene, where your nemesis pulls you into a parallel reality. You can go to your green room, chill out, learn the lines. I left the latest draft of the screenplay for you there. Va See bene. you in a bit. Cool. Can't wait. Allora, Christian, ti ripeto, c'hai Sometimes it's hard qualche to tell if domanda, Sam's joking. pensa? Deadpan Finnish humor. And a reputation of being a bit out there. I picked up a weird vibe when he talked about the multiverse. Quindi noi siamo nella Poison, che ricorda la Remedy, c'è Sam Lake. Stiamo facendo un gioco che ricorda il gioco precedente di Remedy che noi abbiamo giocato. Il posto è simile allo studio dove, se ci pensi anche come conformazione degli ambienti, zona centrale dove si dirige, scalette, si esce e ci sono i camerini. È la stessa sezione, identica a com'era la stazione di Dor. What the fuck was that? Hello? What the fuck is this? I thought I'd gone mad. Then I c'è un realized problema. Sam was playing a crazy prank C'è un on me. problema. There's no way this was... Christian, c'è un problema. Christian, c'è un problema. Allora, leggi il copione. What is this? Timebreaker, scritto da Sam Lake. Branch, rumori di lotta. L'attore entra nella stanza, c'è un corpo sul pavimento contro il muro, qualcuno è stato ucciso, identico all'attore. Una scia di sangue sul muro dove ha sbattuto la testa. Ai suoi piedi c'è un'arma, una torcia fantascientifica TBS e il PRS, simile a uno scettro. Sul pavimento c'è il copione, il titolo Timebreaker scritto da Sam Lake. Sulla pagina si vede il logo di Poison Pill. Si vede un'altra pagina del copione identica a questa. Se il giocatore esamina la pagina, confuso, che cos'è? La frase che ha appena detto lui. Quindi è il concetto, se ci pensi, di quello che sta accadendo nella trama di Alan Wake, dove le persone trovano dei documenti dove c'è scritto quello che sta accadendo. Ci troviamo fino a qui? No, Christian, allora immagina questo capitolo, questa parte del DLC come delle montagne russe. Allora arrivare in cima sarà difficile. Noi però ce la prendiamo calma, è capace solo che facciamo questo stasera. Ce ne andiamo piano pianino, ti prendiamo per mano. Adesso arriva anche Gianmarco. Christian, ne usciamo con calma. Io ti faccio notare le cose da notare. Tu l'hai notata sta similitudine che ti ho appena detto? Però l'hai notato il modus operandi identico a come accade in Alan Wake 2? Ok, allora esaminiamo il corpo e capiamo un attimo che succede. Abbiamo preso il TBS, come ci ha detto I il had to copione. admire how real the body and the props looked. So we got another one of you, huh? Se già eravamo fottuti prima, pensa adesso. Excuse me? C'è anche lei, giustamente. No, this is just, it's a prank. It's just a prank. Wait, are you? Shit. You're not Branch. Oh, no. Se ti ricordi è simile al nome Drench, che Lady Control era il precedente direttore. Listen to me. There are Lei si things chiama you need to Agente. do. You are in great danger. You must do exactly what I tell you. Oh, What the fuck? Christian, What the ci sono... fuck? No, Christian, ecco. I blanked out and I was suddenly someplace else.
I Dove had siamo gaps in my adesso? memory before. But that's the movie star lifestyle for you. Allora, This was something else entirely. Christian, abbiamo switchato. E se ti ricordi, questo Sam ci ha detto: mo dobbiamo uscire la scena dove Dor ti trascina in un The altro last thing I universo. remembered was the È red-headed woman accaduto? at the door. She looked familiar. She was trying to tell me something, and then it went dark. It felt like a dream. Think, man. I need to get out of here. A psychotic episode? Or was the multiverse true after all? Did Sam do this? An elaborate hoax? Off-the-wall, method-acting reality show? It had gone way too far. Okay. Yeah, let's go with that. Act like this is true. Okay? I'm an actor. I can do this. And once it's over, we'll have a good laugh. And then Tu- I will punch C'era anche Sam una in the ragazza face. dai capelli rossi che a me ricordava qualcuno, Christian, non so te, però a me quel viso mi ha ricordato proprio esattamente qualcuno. Poi tutta sta storia Drench. Vabbè, noi ormai siamo in questo bosco. Noi ormai siamo abituati alla boscaglia perché ci siamo andati spesso in Alan Wake. Quindi siamo un po' amici dei boschi, mettiamola così. Tanto che lì non possiamo andare da nessuna parte. A sto punto affrontiamo il destino e vediamo che cosa succede. È apparsa una persona che conosciamo, a cui piace aprire porte, mettiamola così. C'è del puzzo, Christian. Allora, io te la dico esattamente così come feci con Gianmarco il primo Where the momento hell in am cui I? More vedemmo multiverse nonsense. questo cartello. E ti But dico I was committed to play una along. delle mie grandi verità. Christian, ti tiro la bomba di trama grossa. Allora, pericolo. Zona di sovrapposizione realtà parallela, parco di Night Springs. Anomalia interdimensionale. Accesso vietato, solo personale autorizzato. REC. Christian, mettiamola così. Nei 3 giochi, nelle 3 saghe che abbiamo visto finora, se ci pensi, no, non siamo a Bright Falls, siamo a Night Springs. Ammettiamo il concetto che il cambio di realtà sia vero. Noi siamo in questa realtà dove è presente Night Springs. Christian, cambiano i loghi, cambiano i nomi delle società segrete, cambiano i nomi delle società governative, cambiano i loghi dei culti, delle fazioni che ci vengono contro, ma alla fine se isoli le cose, noi non stiamo vivendo queste stesse esperienze in tutti i giochi. Noi non siamo a Bright Falls qui adesso. Quindi c'è qualcosa che ritorna ogni volta simile, uguale, identico, ma allo stesso tempo diverso. Se ad esempio su questo documento invece del simbolo REC ci fosse stato il simbolo del bureau, noi cosa avremmo pensato? Che era qualcosa di collegato o ad Alan Wake o a Control. Realtà diverse, multiverso, loghi diversi, nomi diversi, ma il concetto, Cri, è lo stesso. Società governativa che ti blocca il posto per anomalie cross-dimensionali, quindi argomentazione strana, e se cambi il logo del bureau con questo ottieni esattamente la stessa cosa. Universo diverso, stesse regole, stessa trama, ma elementi estetici e rappresentativi diversi. Ti trovi? Ok. E questa è una cosa che io e Gianmarco pensiamo da un bel po' di tempo e che prenderà la giusta risposta verso la fine. Quindi tu tieni a mente questo punto. Obiettivi, situazioni, argomenti e momenti simili tra vari titoli e varie storie, dove cambiano soltanto dei nomi, delle cose e delle facce. Allora, noi a sto punto continuiamo perché What had Sam said? non è un bel I posto needed questo dove stare. to find an energy node and use this rod thing with it, the PRS, was it? And look for some kind of TV to get the hell out of here.
Allora è arrivato anche il signor Jammox, quindi no, no, sta arrivando Dor. No. Salve Chester. Chester, il signor Christian è andato bene. I need to hide the energy node. I need to get it away from the trailer. Away from the TV. No. Oh my God. Abbiamo trovato il terzo episodio di I Night wasn't Springs. certain this was a prank anymore. Christian già sta Voice in impazzendo. my head. It sounded like me. Insanely, I heard the thoughts of another version of me, the one living here. The trailer was his. I'd check it Allora, out. Don't think, just act. dobbiamo trovare questo nucleo energetico. Allora, Christian, ti avviso prima perché ti voglio bene, perché sei una persona che c'è nel nostro cuore, mio e di Gianmarco, in un certo modo. Tu adesso ad un certo punto noterai in questa stanza un documento. Non fare domande. Tu vedrai una cosa, dirai ma che cazzo, e mi farai una domanda, farai una domanda a Gianmarco. Noi faremo finta di niente e andremo avanti al momento giusto, e puoi anche fare una fotografia di questa cosa. Lascerò 2 minuti e te lo farò capire, poi ci torneremo in seguito. A me non lo dici mai che mi vuoi bene. Tu sei un pezzettino Eccoci di qua. sgrodolo e te lo dico Eccoci spesso e qua. volentieri. Ciao, Ti ho fatto amico una mio. proposta amichevole ieri, ancora non hai accettato. Io spero ancora che cambi idea. Allora, buonasera Gianmarcone. Buonasera a tutti quanti. Allora, Ma a me non sento perché chi le stupate? ragazzi, Gianmarco parla un po'. Brotolo, Brotonio, Parugli. Allora, dite se sentite Gianmarco. Allora, Gianmarco, mettiti sta clip. No, non ce l'ho fatta io, l'ho fatta, ma l'ho fatta tutto. Basso Jammox, ok. Gianma, questo qua davanti, perché c'ha la clip adesiva. Questa parte qua davanti? Sì, questa parte qua mettitelo dove è più comodo. Ragazzi, un attimo che stiamo microfonando Gianmarco per la prima volta. Allora, Così, troppo un po' a collo alto. qui si accende. Gianmarco, se ti vuoi mutare, il pulsante in basso lo premi 2 volte e si muta. Ok. Allora, prova a parlare. Crozzini, Rignoffa. Dite come lo sentite, dateci dei pareri, è la prima volta che facciamo questo. Lo sentite meglio adesso? Ci sentite Grazie. disturbato quando parliamo in due? Diteci un po'. Tanto c'è Christian là che sta dicendo sì, ma vai avanti, fammi vedere sta cosa. Devi aspettare un attimo perché è un momento importante questo. Allora, Posso perché il abbassare un tuo po'? c'è Vai. il disturbo del rumore. Abbassa, Prova abbassa. così. Dobbiamo provare così. Truzzi, patrozzi, No, no, lasciatelo normale, lasciatelo Truzzi, normale. patrozzi, ritizzi, fatozzi. Prendo un vasetto, scelgo il gormita da metterci dentro. Non resisto più. Ci siamo. Diciamo che così dovrebbe andare meglio. A posto. Ok. Abbiamo fatto l'acquistino per il canale, Francesco. Abbiamo anche il peluscetto. Ce lo attacchiamo qui e potrete sentire Gianmarco sempre meglio. Vero, ormai pure creato. Non mi sembra faccia così. Quelli Allora, erano i... Blue vabbè, Vista lasciamo. TV. la TV è According to qui. what Sam had said, I needed the energy. Ma a noi non The serve la other me had TV. hidden away from this trailer. Allora, noi andiamo qua. Vediamo qua. Fa così. No, no, ma io mi fido, Francesco. Allora, sarebbe da fare una foto a questo documento e poi parlarne in un altro momento, ma così per dare un messaggio a un amico riguardo qualcosa, ecco. E noi siamo qui, vabbè. Questa è dell'informazione che al momento non possiamo un attimino vedere. No, pazzesco. Allora, Paranoid theories about la donna dei capelli multiverse rossi, and Tor. devo ritrovarla, la conosco. E noi abbiamo visto, altro elemento ricorrente, Christian, che la stessa cosa stava facendo Team Breaker in Alan Wake 2, preparandoci la lavagna con tutti i dati di Dor. Non è una Non è quella. droga. Ora c'è un The energy documento. node was out there in the forest somewhere. Lisa
Elisa, I was wasting Jessie, I had Elizabeth, to go look for Liz, Savage e Dylan. Sento i loro pensieri quando muoiono. Jessie e Dylan, io questi nomi li ho già Sono sentiti da qualche familiari, sì, parte. sì, sono familiari. Sì. Vabbè, basta, me ne Il vado. complotto Vabbè. del REC non cancellare, perché gli acronimi cosa nascondono? Io ti voglio bene, Francesco, non ti preoccupare, puoi restare. Sparire dalla circolazione, siamo connessi nei nostri sogni. Sono io il prescelto? Devo fare attenzione, trova un modo per passare. Ci uccide ma non moriamo, qualcosa di peggio, ci spezza. Break. Perché uno di noi è il prescelto, chi lo fermerà? Lo sostituirà? Agente Rich Branch, Timebreaker, James S. Sei un pazzo paranoico. 2 punti, Francescone. Chi è il signore di molti mondi? Il libro del mio tesoro, è lui a tirare le fila, devo nascondermi da lui. Dor, in un'altra versione di me, qualcun altro? L'uomo che ha scritto questo? Teoria delle stringhe multiverso. Perché mi insegue? Ci insegue? Sta arrivando? I poliedri sono là? Tani, questo qua. Sono la chiave. Quindi vogliamo paragonare l'argomento in Control di divinità dalla forma geometrica un po' particolare che si ripete anche qui? No, Christian, vedi come c'è sempre più questa ripetitività di alcune tematiche? Francisco, resta con noi, non te ne andare, la notte mai più scenderà. Ok, non c'è nient'altro. No. Vabbè, nessuna carica. Proprio un uomo di bassissima morale, Francesco. Ma ti vogliamo bene anche così. Vergognate. Allora, la luce qui. Da fuori mi sembra si prendeva. It's safe. It's safe. The creek's deep in the forest, all the way in the waterfall. It's safe. Now get the fuck away from here before Thor zeroes in on me. I'll make it. Noi sentiamo la nostra voce. Out of all Enzo, l'importante è che tu faccia i giochi che vuoi. Ecco qua. No, e per fare quelli mi serve il tempo, France, purtroppo. Molto presto, molto presto. Però la lavagna è stata scritta da lui stesso, almeno così mi sembra di aver compreso. Una versione, Christian, il multiverso c'è, ne stiamo avendo le prove, è un'altra versione di Breaker, Team Breaker o come si chiama in quella realtà lì. Francesco, scusami, chi ti ha risposto che ti sei cacato addosso? Cioè, chi hai chiamato qualcuno? Sei stato contento di Cacato del addosso ricevere? è brutto, capisci? È pesante, No, è brutta proprio. pesante come cosa. Lo streamers, ma Enzo, Ma ti rispondo sempre. Mi hai mandato un vocale oggi, stavo lavorando, ho messo in pausa il lavoro e ti ho risposto. Eppure lo tratto, ma guarda, è una cosa, proprio Okay. lui. una cosa I found the assurda. creek. So, Va bene. where's the energy node? Ti ho anche risposto dicendoti rifai una controfferta per quella cosa. Io vorrei solo giocare almeno o averti in gilda a Persona 5X. Troviamo un accordo, proponimi un gioco, lo prendo e lo faccio in live. Ti rinnovo l'offerta. Ma ha detto che non è sufficiente lo zio l'offerta. Rinnova l'offerta, fai una controfferta, l'ascolto. No, è che davvero troppo mi ha risposto alla mia richiesta di giocare ai giochi che vuoi tu. Forse è stato preso anche lui dalla presenza oscura, sì, sì. Sta facendo talmente bene la serie che l'ha infettato. No, sta bene, non c'è controfferta. Sta Ok. bene, sta benissimo. Io continuerò a volerti bene nonostante tutto, però se cambiassi idea, e ci farebbe piacere, c'è qualcosa di strano, lì tutto a posto. O così o Just like in pomì. the video game. Un bel succo di pompi? Ottima marca. Allora, Vediamo. prometti di ripensarci se alla fine di Alan Wake 2, come d'accordi presi, iniziamo Yakuza senza problemi? Tu finisci Alan Wake, iniziamo Yakuza. Questo è un ricatto però. No, è una promessa che facemmo, quindi Tu gli hai promesso che facevi Yakuza, ma lui non ti ha promesso che gioca a Persona. io ti dico solo di tenere in considerazione la mia parola, ecco, mettiamola così. Lo diceva sempre la mia prof di informatica, sta puttanata di pomodoro. Use the
Allora, PRS on the energy Va loop. bene. facciamo la PRS stessa was cosa che charged. fa Alan nei giochi. I had to get back to the Non trailer tengo in and the TV. considerazione. Cioè, facci caso pure a sta cosa, Christian. Oh, c'è qualcuno. You can't escape. I am everywhere. C'è un Doro un po' incazzato qui, a quanto pare. Molto bene. Nostre versioni che stanno letteralmente morendo. Capissi dove cazzo dobbiamo andare? Sarebbe... Onestamente non ricordo manco io. No, ma di fatti abbiamo fatto un bel po' di tempo fa. Aspetta, di qua. E poi ce ne torniamo indietro. Sono tante versioni di Breaker che credono di essere il prescelto e che devono fare qualcosa per fermare Dor. Tutti stanno morendo e noi siamo in vita. E c'è qualcosa che non va. Pure la cosa, ti ripeto. Ecco qua, un'altra versione nostra morta. Fuck this shit! I thought it was just the plot of the video game. Quello che fa It was all Wake real. nella zona oscura, quello la cosa tramite la lampada di attingere a fonti di luce, anche lui fa la stessa cosa, cambia l'oggetto, ma l'azione è la stessa. No? Don't try anything! I've got a gun! It's all true. It's no hoax. No video game. It's really happening. I was lost in the multiverse. Siamo persi un attimino I had nel to multiverso, become c'è un the problema. role to survive. Be the agent. I had to get back to the trailer C'è and una the visione TV. spaventosa seguendo Use my questo PRS episodio. on it. Dora would Christian, become siamo free appena next. all'inizio. I didn't want Questo è to un face it. bellissimo e Fuck dolce that. guaio. But I couldn't shake the feeling that it was inevitable. Allora, noi adesso abbiamo trovato una fonte di energia. Siamo nel multiverso. Andiamo. Use the PRS, the polyhedron reality shifter on the TV, to get out of here. I felt a strange pull from the vortex on the screen. I was afraid that wherever it would take me, I was going to run into this door person. But I couldn't stay here either. Dove andiamo? No. Oh, no. Christian, siamo a Night Springs e il nome si ripete, ma siamo anche all'Ocean View. L'Ocean View l'abbiamo visto finora in Alan Wake e in Control e torna come elemento ricorrente. Non è un albergo, è sempre quell'albergo con lo stesso nome. Siamo anche in bianco e nero, ma quello mo è un dettaglio secondario. È apparso un signore non tanto gentile. Christian, sta zona cosa ti ricorda come struttura? I was in a different reality. But not better, worse. Maybe by thinking of Dor, I traveled closer to him, to where he was in control. Se questo universo Next Dor time, non è il I nostro focus on Dor che something else. conosciamo bensì Alan, penso di aver detto una cavolata. No. Vedi come cambia anche il logo sulla sua divisa? Lui sta cambiando realtà, sta andando in altre realtà, ma è conscio dei cambi. Stessa cosa che ci ha detto il nostro Team Breaker in Alan Wake 2, ha detto: io ricordo di aver visto me stesso in altre versioni, simili ma allo stesso tempo diverse. Di qua non c'è niente. Però alla fine, Christian, gli elementi continuano a ripetersi. Questa è la stessa struttura. Non è che siamo andati in un albergo. A livello di trama, per quello che sta seguendo lui, è un albergo qualsiasi. Però la struttura è identica a qualcosa che già abbiamo visto. I had to find the right version of the lobby in the right time, when what I Infatti il needed cambio was della there. forma del logo rappresenta il fatto che stiamo viaggiando in diversi universi. Sì,
È sempre il momento giusto per visitare l'hotel Ocean View di Night Springs. Grazie alla straordinaria anomalia temporale del nostro hotel, sei tu a decidere che ore sono. Hai dormito troppo? Vieni nella nostra lobby del mattino per una colazione a buffet senza fine. Hai voglia di uno dei nostri deliziosi cocktail della casa? Passa dalla lobby delle 6, dove è sempre ora dell'happy hour. Basta seguire gli orologi fino all'ora che desideri. All'hotel Ocean View l'ora giusta è a una porta di distanza. In questa versione le stanze ti fanno fare dei salti temporali, quindi mo dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Allora, iniziamo ad andare a destra, c'è un cartello The qui. same warning sign as before. Made me think the fabric of this C'è una place was sovrapposizione della realtà anche qui e il Something to do REC with sta door. vietando l'accesso. Ok. Ed è un loop, elemento che si sta ripetendo. I just needed energy to power it. Ok, ci serve I couldn't soltanto hear the trovare thoughts of una the other fonte me, di the energia one per native la to this TV. reality. Maybe Door had killed him already. Not Allora, noi ci a happy prendiamo thought. tutte le risorse. Sempre sti loop. Esatto, esatto. Quindi sono tutti elementi che stanno sempre più ritornando, Gri. C'è una canzone. Per fortuna di Christian però non è finita la run questa volta. Quindi Che pezzo incredibile. allora, Christian, sulle note di Ati c'è qui il poster di un film, Colon Rally. L'attore protagonista, Bensa Suoisan, a me mi ricorda qualcuno. Ti ricorda un po' il Thomas Zane che abbiamo visto adesso, che l'abbiamo trovato nell'albergo con Alan? Esatto. Ma non è Zane. Il nome può ricordarlo nonostante è di un'altra nazione. Può essere un attimino che sia il tutto in un'altra lingua o qualsiasi altra cosa, però fisicamente è lui. Allora, qui potevamo fare qualcosa. Possiamo vedere da qui e possiamo vedere gli orologi. Allora, dove vogliamo You got me andare? through to get what I needed. Vediamo se c'è qualche altra cosa pure di qua. Oh, c'è qualcosa di particolare. Oh, no, no, ragazzi. Ragazzi. Potete piati. Carica presto. Ok. Allora, proviamo prima di qua. Oh, sono brutte persone. Vai giù. No. Oh, il problema si è risolto quasi da solo.
Allora, dobbiamo trovare la sequenza giusta. Allora, vediamo un po' qui gli orologi che dicono. Allora, sala intrattenimento alle 12, quindi puntiamo a quella che punta alle 12, che è questa qui. Vediamo quello dove ci porta. Ok, e qui è dove c'è la televisione. Quindi una volta che troviamo la fonte di energia dobbiamo tornare qui. Allora, a sto punto abbiamo la Tango Lobby, che è quella che segna le 3, ed è questa qui di fronte a noi. Ed è dove eravamo prima. Dobbiamo andare alla Coffee Lobby, che è quella che segna le 9, che è sempre questa qui, è l'unica dove finora non siamo ancora stati. Eccolo qua, bello puccino puccioso. Vieni qui. The PRS was charged up. Now I find Dobbiamo my way back to tornare the a TV. quella che segna le 12. When I used the TV to travel between realities, I was thinking of Door. And the vortex brought me here, where the time breakers attacked me. No, signor Dorra, aspetti un attimo. Un attimo, non ci incazziamo, Aglia, non si fa. Buoni, no. Aglia. No, tua sorella, quella svergognata del Svergognata. posto Now a I find piacere my way back to vostro. the TV. Allora, Dor When I giustamente si è used the TV to incazzato. travel between Visto realities, l'andazzo. I was thinking of Door. And the vortex brought me here, where the time breakers attacked me. Allora, un pochettino. Non agganciare quello. Ragazzi, un attimo e vi accontentiamo tutti, Ragazzi, siete un po' troppo incazzosi. Fatemi solo caricare. Carica. A posto. Allora, fortunatamente ci abbiamo un po' di cure, che comunque è un DLC ed è molto generoso per quanto riguarda le cure e quant'altro. Ok. Allora, l'energia ce l'abbiamo. A different attack. I thought about the red one. She knew things. If I could find her. Non viene del multiverso. Something was different. A strange feeling. Still, yet moving. Like frozen snapshots on a sequential path. And yet, thoughts flowing free. Like text read out loud. Allora, Cri, quando te la senti, quando sei mentalmente pronto a quello che succederà quando io andrò avanti, tu me lo dici. Prenditi pure un secondo, prenditi un attimo
Perché ti ricordo che tutto quello che senti e vedrai adesso fa tutto parte comunque della lore ufficiale. È vero quello che stai vedendo, anche se sotto un certo punto di vista. Quindi premo, io vado avanti. Ma non eri andato a dormire tu? Christian, dimmi quando vuoi e io vado avanti. Ok, ti sembro mentalmente a posto. Anche questo è vero. It's you. I made it. Door pulled you away. I thought you were gone, for sure. I focused on you when I entered the vortex. I was trying to reach you. You are full of surprises. Okay, let's try this out. Quindi, c'entra niente che c'è lei che è identica ad un personaggio che abbiamo visto in un altro gioco. No, no, Francesco. Welcome to the headquarters of the Ripple Effect Corporation. We were making a video game of the multiverse, but now it's suddenly real. E c'è Ati, c'è un Ati. Real and not Vabbè. real exist side by side in the multiverse. Echoes flow through it like currents in a cosmic ocean, the Sea of Night. Quindi c'è questa compagnia, così come abbiamo visto il Bureau of Control che fa attività strane e quant'altro in un'altra città, in Night Springs, location che abbiamo già conosciuto ma mai visitato perché è un programma TV per noi, ma è un nome che si ripete. C'è un inserviente che sembra Ati al 90% e stanno studiando e controllano gli effetti del multiverso. Ok. Conceptual, fictional, real, more real than real. Many versions of us all, in hidden interaction, linked by the energies that ripple through realities. One of you is killed in an explosion of dangerous energy, and another one instead gains superpowers. And yet another one meets an alien guardian angel. In one reality, we're not even real. Or as you say, characters in a video game. Allora, Christian, quello che cerca di farti capire sto punto, secondo il mio punto di vista e anche quello di Gianmarco, allora, che tu ti chiami Quantum Break o ti chiami Time Breaker e non ti chiami Sam Lake ma Tommasino Lake o Sam Torrente, non cambia la sequenza di avvenimenti che sta succedendo. In tutti i giochi c'è una società segreta che fa cose, c'è qualcuno con delle abilità. Nell'immagine centrale è praticamente quello che abbiamo giocato in Control, che qui in questo momento viene definito come una delle versioni di questa poliziotta multitemporale, mettiamola così. Dice, in un'altra versione io avevo dei superpoteri e parlavo con un'entità aliena. È un gioco che noi abbiamo fatto, Christian. Christian, tu c'eri quando abbiamo fatto Control? Le ultime 2 vignette sono Control. Christian, sto sbagliando qualcosa? Ci sei ancora? Quindi non è un problema se c'è Sam Lake che ha interpretato Max Payne e ha dato il volto a Max Payne, ma non si può chiamare Max Payne nei giochi moderni per problemi di copyright. Ma se tu metti quel volto, la storia di Max Payne è accaduta nei libri di Alex Casey, soltanto che quella trama non segue i giochi di Max Payne perché cambia semplicemente il nome, ma è quello. Allora, ora capisco perché il poeta è in Control. Poi tu hai visto qualcosa che qui ci viene oscurato per dei motivi. Io so tu cosa hai visto. Sì, tu puoi chiamarti Alan, tu puoi chiamarti Thomas Zane, c'è un Ati che ci sta
dicendo di continuo Tom, Tom, Tom. Christian, quella dovrà aspettare ancora un attimo. Dovrei avere ancora un po' di pazienza, ma siamo proprio sui binari giusti. Tu fino a qui ci siamo? Hai qualche domanda in particolare? Io pensavo venisse molto avanti sta cosa. No, ho solo trovato una mezza risposta. Andiamo avanti. Why is he after me? Who is Dor? Chi è There Dor? are legends about him going back further than we can trace. They say he found an opening to a horrifying parallel reality that consumed him, gave him access to all realities. The feedback loop killing all other versions of him. I am on the threshold. Women. Door everywhere. Christian, tu da quanto tempo volevi sapere chi fosse Dor? Ecco, fatto. Servito. Tutto qui, spiegato. È quel Dor. È qualcuno che per qualche motivo ha trovato una faglia, solo che questo ha ucciso tutte le sue versioni nel multiverso e lui riesce a muoversi liberamente al suo interno. Tu volevi sapere chi era Dor? Ecco qua, a posto. Fatto. Dimmi tu quando posso andare avanti, dimmi se stai bene, se non ti è avvenuto qualcosa, perché poi è stato totalmente inaspettato. Pure io e Gianmarco rimarremmo come due protoli, ma nel vero senso della parola. Christian non risponde, è morto Christian. Sono scioccato ma allo stesso tempo contento. Ok, io vado avanti perché non è finito il DLC, Christian. Scusami. We don't know why, but he sees the versions of you as a threat. He's killing them, bringing them back as time breakers. We thought he was after Branch. Now I'm thinking he's been after you. Quindi per questo, Christian, ti ho detto dal primo momento che Quantum Break c'è, è coerente con la lore, c'entra con la lore di tutto, ma allo stesso tempo non c'entra perché lo si può considerare come un universo alternativo. He must be stopped. Ma quegli elementi e quello che succede anche lì, allo stesso modo c'entra con la macro trama un attimino I'm di just an tutto. actor. You could have fooled me. You travel through realities with greater accuracy than anyone I've ever seen. Beyond Dor, even. You picked it up just like that. Finding the place that made him may be the key to killing him. That was our theory. But we could never find it. Maybe you can. Quindi noi siamo effettivamente il prescelto e c'è sempre il concept di mandare messaggi o creare situazioni particolari attraverso la TV, altro elemento che si ripete di continuo in tutti i giochi che abbiamo incontrato finora. Maybe. You'll come back for me. Maybe. C'è anche del Wish me tenero, luck. a posto. Luck is just an echo of an event carried over from another reality. I was an REC agent. This was my mission now. I focused on him. The darkness, the entropy, Dor. The master of many worlds.
Christian continuerà prima o poi, non lo sappiamo. Oh, aspetta, che succede? Già. Cambiato il logo iniziale, così come accadeva in Control all'inizio di alcuni menu. Sono il signore di molti mondi ed è diventato un attimino retro. I miei spezzatempo ti fermeranno e tu diventerai uno di loro. Vaffanculo, preparati. Sono copie di lui stesso corrotte. Da notare la colonna sonora. Stiamo facendo esattamente quello che fa Alan Wake, ma in una versione più semplificata. Torcia e spari. Che in una forma più evoluta richiede molta più torcia e molti più colpi, ma alla fine qui è la stessa cosa, Chris. Grande citazione a Tombi, ma io devo prendere la remaster di Tombi. Dai. Aglia, ehi. Oh, salve. Eccolo qua. Di tutte le versioni tu potresti essere quella prescelta. Unisciti a me e regneremo insieme. Te ne pentirai e poi stavo mentendo. È proprio un Dor cattivello. Cristian, tu naturalmente dici tutto, Allora, abbiamo preso dell'energia, però qui la TV è rotta. Cambio. Dove andremo a finire adesso? I've been brought to the very edge of the multiverse. Or some deep, Allora, dark trench in it. Everything Christian, sucked dry of color and energy. se questi sono tutti i cubi, così abbiamo I visto had to find e che abbiamo trovato in varie realtà, or the means to travel on. tutti questi sono tentativi che sono stati fatti per fare qualcosa. Guarda quanti ce ne sono. La versione Nintendo 64 con Core. No, non è quella, Francesco. Sembrava. Pure per l'ironia, ma non era quella. C'è qualcosa lì in fondo. Guardate quanti ce ne sono. Queste sono tutte versioni alternative che si può ottenere semplicemente cambiando anche una semplice parola. Go to hell. I topi non avevano nipoti. Giusto. Va bene. Palindromo. Oh no. Ancora. Qua. Oh, dovremmo stare un attimino tranquilli. Allora, mi sembra che non c'era niente da esaminare.
Però per sicurezza facciamoci un giretto. Allora, Christian, tu sei sempre vivo? Tutto a posto? Vedo una luce, andiamo alla luce. Dai, dai che ce la facciamo. Dai che ce la facciamo, Christian. Guarda, è strapieno, sono tutte versioni diverse. Niente evita che questa è Quantum Break. Allora, noi continuiamo un attimino ad andare avanti. Più di questo non sicuro. Ma esiste o non esiste, Francesco? L'hanno risolta proprio facilmente così. Ok, sono uno. Oh. No. Piano, buono. Fai. Ok, questi fantasmi hanno le sembianze di Giulio Andreotti. No, erano anche un po' sfocati. Quindi dici che Andreotti è un po' sfocato di suo? Allora, la TV è lì. Andiamoci un pochino per sicurezza. I knew I was close now. Affronta il Signore di Mortina. Dove siamo? Dopo un sogno senza sogni riprendi conoscenza e gradualmente ti rendi conto dell'assoluta mancanza. Non c'è niente. Concentrati, torna a dormire. Christian, cosa facciamo? Dai, facciamoci sta avventura testuale. Ci concentriamo o torniamo a dormire? Concentrati. Cerchi qualcosa su cui concentrarti. Ti viene in mente l'idea di una forma geometrica, un trapezoedro pentagonale. Come mai conosci il nome di questa forma? Non lo sai? Ti senti svenire, andare alla deriva, mentre perdi la tua essenza nel flusso di coscienza, nei flussi e riflussi di pensieri. La stessa forma delle divinità che abbiamo trovato in Control. Ci lasciamo andare o non ci lasciamo andare? Non ci lasciamo andare. Ok. Hai lottato per non lasciarti andare, per nuotare controcorrente, per riemergere. Quando ti concentri ti rendi conto che la prima impressione era sbagliata. Qualcosa c'è, ci sei tu. Lentamente percepisci le parole che descrivono proprio questo. Qui, ai confini più remoti del multiverso, hai raggiunto una realtà dove esistono solo le idee. Un'idea della realtà, una realtà concettuale, un pensiero prova a formarsi nella tua mente. Concentriamoci. Ti concentri sul pensiero e diviene chiaro. In principio era il verbo. Qui esistono solo parole, sono tutto. Descrivono questo mondo e tu ne fai parte. Decifra le parole.
Le parole ti descrivono in un arido deserto concettuale, si estende per l'eternità. In un luogo fuori dal tempo, attendi per un tempo incalcolabile. Sopra, idee di stelle collidono in silenzio e collassano in buchi neri. L'idea di un deserto porta con sé l'idea di avere sete. Immagina una tazza di caffè, immagina una tazza di tè. Prego, Christian. Oi, ciao Melody. Immagina una tazza di tè. Ok, Christian, tu? Buonasera. Quindi, Crisi, applichiamo il concetto Nel multiverso. del multiverso a quello che abbiamo appreso finora. In Alan Wake 2 poteva non esserci Coffee World, ma Tea World. Perché no? Il luogo del tè più amato d'America. Vada per tazza di tè. Voilà. Mentre la immagini una tazza di tè, la bevanda che hai scelto si manifesta. L'idea della tazza, il concetto del suo odore e del suo sapore è reale. Ti domandi perché non hai scelto il caffè, la tua bevanda preferita. Sospiri con malinconia, immagini un sospiro. Capisci che qui i tuoi pensieri sono reali. Siamo così avanti nel concetto di multiverso che siamo in una realtà dove soltanto pensando qualcosa la rendiamo reale. Valutiamo un attimo la situazione. Ti rendi conto che potresti rimanere in trappola qui per sempre. Ricordi vagamente di avere una missione di importanza vitale. Senti i dettagli che già svaniscono. Devi trovare un modo per scappare prima di perderti di nuovo. Quando viaggiavi nel vortice avevi sempre in mente un punto focale. Magari la soluzione anche qui? E qui si ripete, Christian, il concetto di una persona intrappolata in un regno oscuro, in qualcosa di buio e tenebroso, quindi nero, che è la stessa cosa che sta passando Alan alla fine. Quindi elementi che ciclicamente continuano a ripetersi. Ci concentriamo sul Signore di molti mondi o sulla donna dei capelli rossi? Jessie, è lei la luce? Andiamo di capelli rossi? Andiamo di capelli rossi. Come Anna. Dai capelli. Oddio, potrebbe anche esistere un universo dove è Anna che Magari sì. ha i superpoteri di control, cioè tutto è possibile nel multiverso. Certo. Assolutamente. Il multiverso è così vasto che c'è uno di questi dove Christian sta streamando Alan Wake e io lo sto vedendo. E tu lo stai vedendo, esatto, e tu non sai niente. Pensi a lei e lei è lì, sei con lei. Questa versione di lei non sa nulla del multiverso. Si chiama Lisa, è una ballerina, indossa un ciondolo a spirale sul collo. Senti che ti attrae con forza. L'aspetto grafico visivo della persona è uno degli elementi ricorrenti nel multiverso, ma cambia quello che effettivamente poi uno fa. Abbiamo visto Jessie, quella che per noi era Jessie, ma che Nightspring ci identificava come sorella, che cercava un fratello, cosa che abbiamo visto fare per tutto il tempo della run che abbiamo portato di Control, ma alla fine il fratello somigliava ad Alan. Allora uno potrebbe dire, ma Jessie e Alan sono fratelli? Risposta, che cazzo ne sappiamo? Non lo sappiamo ancora perché la trama sta andando ancora avanti. Rossa di capelli, golosa di pipistrelli. Esatto. Ora, non credo che nell'oscurità Lisa, la ballerina soprattutto, o l'altra pensino ai pipistrelli. No. Dipende se sono un attimino attratte da Batman e se esiste in quel multiverso. Non è neanche il paziente zero del Covid, Francesco. No, neanche, Non Francesco. c'entra assolutamente nulla. Zero. Allora, cosa Zero. facciamo? Dille che sei tornato per lei o ringraziala per essere tornata per te? Però questa versione di Jessie Lisa non ci conosce. E questo è il punto, Cree. Tutto il concetto che ti ho sempre fatto per mesi su Quantum Break e su Max Payne esistono, ma non esistono, ma bisogna essere abbastanza consci da delineare il pro e i contro a sto punto di interferire con altri universi. Cosa potrebbe succedere? Noi adesso appariamo davanti a lei, ciao, io sono follemente innamorato di te, mettiamoci insieme. Tanto ti può arrivare una scarpa in faccia. Possibile. Tanto ti può arrivare una persona che capisce che c'è qualcosa di male e ti dà modo di parlare. Però 90% una scarpa in faccia ti potrebbe arrivare. Ah, Melody e Christian hanno scelto la stessa cosa. alla Dille fine. che sei tornato per lei. Bravi che credete all'amore, ragazzi. Sempre. Pure a costi di beccardi uno scarpone in faccia. Purtroppo capita. Crede che sia una frase per fare colpo, ma la fa sorridere.
c'è un eco, come se fosse stata detta tante volte in molte realtà, e questo le dà importanza. Poco tempo dopo siete una coppia, sei al settimo cielo, ma quel che hai vissuto nel multiverso ti perseguita ancora. Quindi il potere delle parole, noi non stiamo effettivamente giocando quello che stiamo leggendo, ma visto che c'è un elemento in comune in tutto il multiverso, è questo quello che cerca di dire il Remedy Connected Universe, ci sono dei punti, delle cose, così come nella scena precedente abbiamo visto che Jesse e Tim, per usare i nomi a cui noi siamo più abituati, non si conoscono, ma se è predestinato in quella narrativa, in quella storia, il mettersi insieme, si può chiamare Control, si può chiamare Time Breaker, si può chiamare Quantum Break, si può chiamare Max Payne, si può chiamare Pain Max, conta quello che accade. Noi da quello che abbiamo letto in pochi secondi, in realtà sono passati mesi, anni, non lo sappiamo. Vogliamo dimenticare quello che è successo nel multiverso e quello che abbiamo vissuto dall'inizio di sto capitolo? Cioè basta, abbiamo trovato l'amore, basta, fermiamoci, basta andare nel multiverso. Farugli. Come sui siti zozzi, no? Basta andare sui siti zozzi e nel multiverso. Quello, vabbè, magari no, però. Dille che sei tornato, ma non ha senso LOL, però immagino che Branch lo sa. Da Vince, la scelta è difficile, io scelgo nascondere perché dimenticare è sbagliato. Ragazzi, state a sentire un futuro vecchio addetto all'osservazione dei cantieri. Allora, qualunque sia il vostro passato, qualunque cosa avete fatto fino ad oggi, 19/05/2025, fino a quando non avete ucciso qualcuno o fatto del male a qualcuno, persone che vi hanno deluso, abbandonato, ferito, tradite, mancato di rispetto, non datele più peso. Non nascondete il futuro, questo mi obbligo io a metterla. Non nascondete le cose perché non è un giorno, non è un mese, non è una settimana. È peggio la morte di Final Destination, le cose ritornano. Quindi voi affrontate tutto, fate un bel passato tranquillo, con un sereno ancora più tranquillo e un futuro senza rotture di coglioni. Futuro abbastanza prossimo. Quindi noi non dimentichiamo, lo possiamo nascondere, però prima o poi questo torna. Metti l'attrezzatura REC in una scatola e guidi fino a un ponte lì vicino. Lanci la scatola oltre la ringhiera e la guardi mentre si immerge e scompare nell'oscurità. Le increspature si allargano sulla superficie nera specchiata. Giuri di tenere nascosto il tuo passato a tutti, anche a Lisa. Ti considererebbe folle. Amore, scusami, ma io vengo dal multiverso. Scusami, non volevo, scusa se non te l'ho detto. Scusa. Lo Ti sto vedi? chiedendo scusa. Lo vedi quel coso che avevo in camera? Sì. Quello che era un vibratore? No, moglie, non era un vibratore, No. ma era un aggeggio multidimensionale. Non regge come frase per fare dialogo. Non... Come Ma fa a crederti? multidimensionale perché può essere in varie dimensioni di grandezza, intendi, giusto? Anche. Vivi la tua vita insieme a lei. Torni a fare l'attore, ma te ne stai lontano dai videogiochi. Giustamente con quello che hai passato, mi sembra pure il mio. Ami Lisa, ma non riuscite a passare tanto tempo insieme. Siete entrambi occupati. Lei si esercita molto, sta lavorando a un grande progetto di ballo. Ti accorgi che è molto stanca, non sta bene, ha problemi alla caviglia. Ti chiede un consiglio. Annullare il nuovo spettacolo o andare avanti? Allora, cosa facciamo? Le consigliamo di annullarlo sto spettacolo o le diamo una sorta di incoraggiamento? Non vi voglio mettere pressioni, problemi o quant'altro. State virtualmente decidendo il futuro e la vita di una persona. Che sia virtuale, che sia un gioco, che sia una storia o la fine del multiverso, tanto il gioco ce l'ha detto prima, facciamo parte di un videogioco, io leggo te, tu leggi me. Niente ci veda di pensare che davvero questa sequenza è ambientata alla fine del multiverso e stiamo parlando con qualcuno a cui stiamo cambiando un attimo la vita con le nostre scelte. Consigliare di annullarlo. Ok. Abbiamo due pareri opposti qui. Un incoraggia e un annulla. Trasto Melody. No, È arrivato pure Regan. no, Siamo a posto proprio no. questa sera, signori, siamo al chimico. completo. Oh, il chimico. Trasto no. Melody. La trasti? La trasto, sì. Amore, non fare lo spettacolo, ti fa male la caviglia. No, non mi faccio niente. Le consigli di annullare lo spettacolo e pensare alla salute. Ci saranno altri spettacoli.
lo annulla, delusa e crolla. È stremata molto più di quello che entrambi pensavate. Deve riposare, la caviglia guarirà. Ti ringrazia per averla supportata, ma è evidente che sia delusa. Le lasciamo un po' di spazio o troviamo un modo per distrarla? Se tiri fuori il pisello la distrai, sicuro. Non c'è tra le opzioni, Gianmarco, non la possiamo selezionare. Ah, mentre gli altri decidono, io non so se tu hai letto oggi una notizia interessante. Ok, È quale? uscito un possibile personaggio a cui è stato offerto un ruolo. X-Men's. Bryan Cranston. Bryan Cranston Fare cosa? as Professor X. Sono pienamente d'accordo con lei. Fai boccia, Sì, vende droga, sì. poteri psichici. A tutte e due. Voglio la scena che si alza dalla sedia a rotelle e fa Say my name. Say my name, Ok. fucking Magneto. Scusateci, ma sta notizia non l'avevo sentita oggi. Ovviamente sono rumor, però la Allora, proposta potrebbe essere arrivata. Sono d'accordo con voi, troviamo un modo per distrarla. Fatti Infatti, Barletta nel ruolo di non Nightcrawler. Franci Nightcrawler è già l'attore quello vecchio. Lo puoi mettere in mezzo il sindacato, Francesco. Forse lascia può stare. fare Magneto, magari. Allora, senti che entrambi avete bisogno di staccare dalla città. La sorprendi con un cottage affittato su un'isola in uno splendido lago nel nord-ovest Pacifico. Pensate di potervi riposare qui. Qui pensate di poter essere felici. Allora, qui. Christian, altro elemento ricorrente. Ecco, bravo Christian. Aio. Christian, stai iniziando a vedere i puntini che stanno arrivando ad una soluzione? Cambiamo i personaggi, cambiamo l'aspetto, cambiamo gli argomenti, cambiamo le motivazioni, ma i punti chiave, lago, villa sul lago, mi allontano dalla città per risollevare il rapporto con mia moglie, sono cazzamente identici in tutte le storie che stiamo vedendo. Vabbè, Francesco, penso abbia capito. È un punto importante di trama, non c'è bisogno di... capito. Cristian è un ottimo allievo, ma ha mandato ieri un messaggio privato con una sua teoria e pensiero molto importante. Noi diciamo che l'amiamo e poi finiamo a Night Springs direttamente. No, a noi il tuo entusiasmo piace, però... guarda, mo piange Chris Maronna, Francesco. No, Christian, lascialo stare Francesco. Melody, non ti preoccupare, è un po' come il cucciolo del canale, noi lo lasciamo scodinzolare, va in giro, abbaia un pochino. Ma poi è buono. Se vedi che fa qualcosa, capisci, lo dice e noi gli facciamo oh e lui si calma. Tanto domani faccio il pulsante banna, quindi no, e lascialo stare sto ban. Allora, anche lei dice che ti ama. La notte si sveglia dopo aver avuto un terribile incubo. È turbata ma alla fine si calma tra le tue braccia. Non mascevo braccia, non so per quale motivo. Ora l'incubo è un suo costante compagno notturno. Nel sogno è consapevole del multiverso, delle molte versioni di te e lei. Nei sogni tu vieni ucciso ogni volta. Non vuole più dormire, sei preoccupato. Perché anche l'altra Jessie ci ha detto che tutte queste versioni, comunque alcune versioni riescono a sentire le altre. Quindi che tu nascondi la verità, questo è il punto che volevo farvi notare prima, la verità esce sempre fuori. Sì. Le raccontiamo la verità o non le diciamo la verità, visto che si turberebbe soltanto? Sì, un'altra volta agitato un po', racconta subito verità, Dio Cristo, proprio nervoso. Attenzione. No, ragazzi, allora mi dite quanti anni avete, non per farvi la tirata d'orecchie. Siete serie, vabbè, Francesco, vuole anche darvi un insegnamento da uno che ha fatto gli stessi ragionamenti che mi portavano inizialmente a queste risposte e le cose mi andavano di merda. Nel momento in cui ho cambiato il modo di rivalutare le cose e dare l'altra risposta, le cose sono andate un pochino bene. Tranne quando sono andato in aeroporto e per chiedere una penna ad una persona mi ritrovo in certe situazioni. Però questo è un altro discorso. Ah, davvero? Chiedo scusa. 64 tua sorella. Sì. Regen, tu devi solamente Melody, naturalmente sopare. Tu se non lo vuoi dire non ci sono problemi. Sì, dai, veramente per scherzare, raga. C'è da dire però una parentesi che alcune persone, se dici la verità subito... Allora, ragioniamo sulle parole. Nel sogno è consapevole del multiverso, quindi un'infarinatura di quello che è il multiverso, Lisa ce l'ha. Quindi o ci prende per deficienti, oppure le cose possono migliorare, perché mettiamoci anche nei suoi panni. Tu sei una ballerina che deve preparare uno spettacolo, così come lui era un attore che stava recitando per un videogioco, e all'improvviso gli metti in testa o ti viene in testa, esiste il multiverso e ci sono 8 miliardi di versioni di me stessa che fanno cose. Raccontiamole la verità. Sì, Regan.
Cioè, pure Gianmarco adesso come parla lo senti tranquillamente. Crotazzi. Te gusta? Questa poi si getta nel lago e capi, visto gli elementi ricorrenti, cioè, te mi confondi. No, no, io ti dico la verità, diciamole la verità. Diciamole la verità. Allora, aspetta. Sì, Regen ha spolliciato, questo è il mio amico ma non migliore. Allora, tu come cazzo ti permetti di dire che io non sono il tuo più grande amico di sempre? Allora, le racconti la verità sul multiverso. I suoi sogni sembravano così reali che ti credi immediatamente. È furiosa perché non gliel'avevi detto prima. Dille che temevi che nessuno ti avrebbe creduto. Lei ti capisce, è assurdo. Dille tutto quello che sai. Da quel momento diventa ossessionata con il multiverso. Parla solo di quello, determinata a imparare tutto il possibile. Una notte ti svegli di soprassalto, lei non è lì, ha lasciato un messaggio. Da fuori senti provenire il rumore di qualcuno che si tuffa in acqua. Apriamo il messaggio o andiamo fuori a vedere cos'è questo rumore? Mio padre mi risponde col pollicione pure alla domanda con risposta multipla. Pugno di pollice è la risposta universale. Lo zio. Ok, facciamo questa e vado un attimo di là, è vero. Usciamo fuori. Ok. Si è gettato in acqua. Ok, a questo volevo arrivare. Quando apri il messaggio senti il rumore di una TV lumivista accesa, la stessa marca che abbiamo visto nel fumetto. Il suono del vortice tra i mondi. In qualche modo lei ha il tuo PRS, che avevi gettato nel fiume mezzo continente di distanza. Lei è andata a cercare il suo destino nel multiverso. Nel messaggio trovi il suo ciondolo a spirale. Ragazzi, mi assento 10 secondi, torno subito. Anzi, pure qualcosina in più. Prego, Giamox, puoi anche intrattenere Sì, liberamente. è vero, ragazzi, me posso intrattenere io a sto giro. Dai, facciamo la solita gag serale. Allora, eccoci qua. Salve ragazzi. Andiamo a svelare il finale di Alan Wake 2. Allora, Christian, finale di Alan Wake 2, praticamente, preparati e prendi appunti su questo. In pratica Alan a un certo punto decide di prendere una pala, ok, proprio una pala, le vanghe, quelle lì grosse, ok? E di iniziare a prendere a palate, come si usa anche in napoletano, ti prende a paliata, quindi ti riempie di botte, tutti quelli che incontra, quindi la cameriera di Rose, che non mi veniva il nome, poi va da Saga e la picchia, non per un fatto etnico, attenzione, non per un fatto etnico, ma perché lui picchia tutti. Poi va da Casey, picchia anche lui, proprio con la mazza. Arriva la figlia di Saga e fa: "Oh no, Alan, che hai fatto? Hai picchiato mia madre", picchia anche la figlia. Dopodiché prende e se ne va a Catanzaro con la macchina, assieme a sua moglie, che la ritrova, prima la picchia con la pala e poi se la porta a Catanzaro. E questo è il finale. Voglio dire col nuovo microfono quanto è bassa e scrocchiarella quella stronza di una pizza rossa. Regan, purtroppo al momento non ho una pizza rossa da far scrocchiare. Se fossi criminale sarebbe fattibile, al momento no. Adesso vado a letto a piangere. Christian, purtroppo sì, è un finale violento e devastante. Tra l'altro Francesco, il nostro caro amico, confermerà che quello che ho detto è vero. Giusto Francesco? Giusto? Spara con lo spasso per sentire la potenza del microfono. Io te lo ripeto, France, non c'è nessuno spas in camera niente. Alla fine ha vinto Dor. Dor vince sempre. Vedete? Anche Francesco ha confermato. Sto cazzo di microfono, c'ho una maglietta troppo alta, mi va nella barba. E niente ragazzi, io nel mentre vedo movimenti soffusi, luci. No, forse lo spas c'è, France. Forse lo spas c'è. Aspetta che ragazzi, tutto a posto. Enzo ha appena sparato ad un povero bambino che era venuto a bussare alla porta, un casino immane, e il canale credo che chiuderà presto. Però
ci siamo divertiti comunque. Sta tornando. Oh no, è qui. È qui. Ragazzi, fate finta di niente. Te l'ho detto, brutto coglione, testa di cazzo, figlio di Troia. Vabbè, Questo è un messaggio di Francesco. C'è incazzato, Ah, sì, sì, incazzato nero. Allora, perdonatemi. Allora, apriamo il messaggio. Nel messaggio le scrive che è andata a cercare il suo destino nel multiverso. All'interno trova il suo ciondolo a spirale. Raccogli il ciondolo. Raccogli il ciondolo a spirale. Ti rendi conto di aver smarrito la strada, dimenticato la tua missione e il tuo obiettivo. Sei andato alla deriva, trasportato dalle correnti delle tue speranze e idee in questa realtà concettuale. Aggrotti la fronte, tentando di ricordare dove volevi andare. Qual era la tua missione? Ci provi, passi al setaccio i tuoi pensieri. All'improvviso ricordi, stavi cercando di raggiungere il Signore di molti mondi. C'era qualcosa a proposito di una porta. Concentriamoci sulla porta. Leggi che ha scritto Christian. Cioè, Gianmami ha svelato il finale di Alan Wake 2, non serve più continuare. Ragazzi, allora la live è finita. Sì. Ha voluto sapere il buonasera a finale. tutti. Vabbè, però c'è Melody che non lo sa. Ah no, però mi hai detto pure a Melody il A finale. tutti l'ho detto. Ma io ho fatto il true ending. Io ho detto Hai che, fatto il true ending, ho però. detto che Allora, hai praticamente fatto il true ending, sì. Alan Va ha preso bene. una pala Sì. e ha iniziato a picchiare tutti quelli che c'erano, fra cui anche Saga, però ho sottolineato che non per motivi di etnia, Ok, fatto bensì bene. per violenza proprio generica. Ah, proprio Alan è Sì. Graffio che ha preso il sopravvento. No, ha che vinto proprio Alan, tutto. Alan Ah, proprio Alan, ok. Poi è arriva la impazzito, figlia ok. di Saga, ha picchiato anche la figlia di Saga, ha Ok. preso una macchina, ha recuperato Elis, ha picchiato Elis e se ne sono andati a Catanzaro. Senti, io nel gioco l'abbiamo finito, Sì. anche insieme. Io il Sì. finale così non me lo ricordo, cioè Perché quello che abbiamo visto finora. hai sbattuto le palpebre quando l'ha fatto vedere In la quella prima frazione di volta. secondo il cartello Vedi Catanzaro me lo tutto so quanto. perso. Sì. Vabbè, ok, Sì, ok. sì. Infatti Francesco ha confermato che è tutto vero. Allora, facendolo ti concentri su una porta, Sì. ti rendi conto che manca qualcosa. Appendi alla porta il ciondolo a spirale. Beh. Ora sulla porta c'è il simbolo di una spirale e la porta è realmente presente. Christian, che volevi sapere tu? Puntata scorsa, 2 puntate fa, 3 puntate fa, 4 puntate fa, 5 puntate fa. Anche 5, sì. Quindi, Christian, sì. Quindi apro e proprio te lo dice, ora sulla porta c'è il simbolo di una spirale e la porta è realmente presente. Apri la porta, varca la soglia, varchi la porta e ti ritrovi nell'idea di una stanza. La stanza di uno scrittore con 2 finestre rotonde, un gufo impagliato sul muro tra di esse, una scrivania. Ti ricorda qualcosa questa stanza, Cri? È la stanza che stiamo vedendo in Alan Wake 2. Quante volte ci ha fatto vedere il dettaglio del gufo che sembrava non centrare una mazza, ma che a questo punto ci fa capire che la stanza che lui sta immaginando è quella che noi vediamo in Alan Wake 2 o una di quelle versioni. Un uomo, il signore di molti mondi, siede alla scrivania, batte a macchina, trasforma idee e concetti in parole, plasmando questa realtà, solleva la testa. Fissi l'uomo negli occhi, di colpo ti rendi conto di aver commesso un errore. Sei venuto nel posto sbagliato, l'uomo, questo signore di molti mondi, non è quello che cercavi, non è Dor, è un'altra persona. Vuoi chiedergli cosa sa, ma è già troppo tardi. Chi avrà mai incontrato? Melody, naturalmente, visto che siamo molto avanti con la trama sotto un certo punto di vista, se c'è qualcosa che vuoi capire un attimino meglio per non sentirti spaesata, basta che lo dici e ti mettiamo subito in carreggiata. Esatto, con Alan. We have witnessed a case of mistaken identity. But in the vastness of the multiverse, with an endless number of versions of ourselves,
What is identity anyway? Can there be more than one master of many worlds? Or did our hero take a wrong turn somewhere along the way? Was this particular journey precisely what was needed to make him the one he was meant to become? One thing is certain. I am your host, the one and only Warland Door. And this is Night Springs. E naturalmente anche qui ci vuole alla fine la sigla. Ah, ok. Sì, Francesco. Mi raccomando alle parole della canzone, Christian, soprattutto adesso. No, non no. spiega quella cosa lì, Francesco, proprio quella non ci dà risposta. Oh, signore. Strano, avrò interpretato male io, molto probabilmente. Forse sì, Francesco. Ultimo pezzo. Ecco qua, fatto. Quindi, con un semplice DLC, noi scopriamo letteralmente, secondo il mio punto di vista, secondo il punto di vista di Gianmarco, secondo le nostre riflessioni in leggerezza, quello che abbiamo assistito alla fine in Quantum Break è semplicemente una linea temporale con una storia simile o con una storia che è presente in questa trama, e c'è una versione di Team Breaker che alla fine non ce l'ha fatta. Lì nel gioco abbiamo avuto il lieto fine, ma niente vieta di pensare che poi quella versione lì, quel protagonista sia morto per opera di Dor. Allora, volevo mettere la mappa per sicurezza, e difatti era di qua. La stanza di Zane era questa. Something told me Zane wouldn't be happy to see me this time. Christian, prima che vado, dubbi, domande, pensieri, opere, omissioni, qualunque cosa? Una volta avviato non si torna indietro. Christian credo stia assorbendo tutta la trama che gli è arrivata proprio alla lore di nuovo Sì. in faccia. Ah, eccolo qua.
Niente, ma non perché non ho domande, ma devo fare i miei collegamenti prima. Ok, allora Vaco, mi accingo ad andare. Christian, non sbattere le palpebre, per nessun motivo al mondo. I'm in control now. The second you try anything, I will shoot you in the head. Scratch wrote return, not me. You're a fucking liar. You'd given up. You stopped writing. You said it was too dangerous, that we didn't deserve to get out. And then he showed up. Scratch. He promised to write. To get me the hell out of here. He was magnificent. A visionary. I mean, it was art. Then, when he finished, he took return and left me behind. It's still here, and so is he. I know I fucked up. But you can still catch him before he gets out, before he gets to your wife. And when you get to him, don't hesitate. Kill the bastard for what he did to us. There's a murder site in my cinema where my film Nightless Night is playing. I told you not to try anything! Oh, mercy. Thousands have gone missing, beyond the labyrinth of me. When you're lost in your own company. And cut! Oh. Now that is drama. Quindi Thomas Zane ci ha I had a million letteralmente questions about Zane, purgato but I e ha had no collaborato pressing con concerns. Grazio. Però ci ha detto una nuova zona per un omicidio. Quindi il film di Zane. I had Qui to sia find the movie theater naturalmente, Poet Cinema. The next murder site was there. se ti Zane viene in mente created the qualcosa, film in tandem with parla Return tranquillamente. to escape Dacci the anche dark un place. commento su quello che hai visto, su quello che sta succedendo. Mi ci piace quando vai al manicomio che siamo contenti che ti stia piacendo il tutto. Allora, togliamoci un po' per sicurezza. Allora, noi dovremmo andare semplicemente, una volta usciti dal cinema, nella stradina di qua. Io poi quando ho giocato la parte di Nightspring mi è venuta una domanda, poi dopo molto si spoiler a Christian. Va bene, I could Franci, see the searchlight con beams of the movie piacere. theater on the far side Ok, of the plaza. se vuoi me la puoi scrivere su WhatsApp e io la faccio leggere a Enzo privatamente. E adesso evitiamo tutti loro come la peste bubbonica, perché ne saranno un bel po' e anche incazzati. No, Alan Wake non c'è, torna l'anno prossimo. Alan, prendi tutto perché ci serve, eh? No, ragazzi. No, ragazzi, calma. Si sono incazzati, lo sapevo. Ne sono pure tanti qua. Allora, Christian ti scrive: ma perché in quel momento Zane voleva prendere il controllo della situazione?
uccidendo Alan avrebbe ottenuto la fiducia di Graffio, però alla fine sembrava tutto finto, una scena di un film. Spuntini muti. Allora, però quella situazione lì, per come ce l'ha raccontata Zane, lui si era rotto i coglioni di stare nella zona oscura e ci credo, noi abbiamo visto già che in Alan Wake 1 lui era lì da moltissimo tempo. Visto che Graffio è la rappresentazione lato cattiveria di Alan Wake, comunque Alan Wake è un genio, quindi lui ha visto l'uso sfrenato a pieno potenziale di quello che si può fare nella zona oscura e ha detto questa è la volta buona che me ne va. Da un lato è comprensibile, ma dall'altro comunque sono anni e anni che abbiamo provato a ricongiungerci con lui, quindi è un attimino pure una mezza delusione se ci pensate. Oggi sto cercando di leggere. Ok, This was the moment to ecco qua. destroy it. Però la parte finale che sembrava effettivamente un film, noi adesso sappiamo che Thomas Zane era un regista, ci ha anche detto vai lì al mio cinema, quindi non era vera allora la cosa che sapevamo del poeta, o c'è dell'altro? Batterie soltanto. Allora, Francesco, è una bella domanda in realtà. Mo appena fatto Enzo la faccio leggere anche a lui. Vai, non tiro qua, fai prima le due cose, tanto non c'è tempo. Ah, qui lo dobbiamo Oddio. fare da fuori nella finestra. Allora. Forse, Francesco, per come ti risponderei io, è come dici tu, però credo che all'effettivo siano successe, ma forse non sono rilevanti all'effettivo per la conclusione della macro trama, diciamo, però Ok, aspetta, fammi vedere la domanda. faccio leggere anche a te. È intrippante come concetto, effettivamente. No, allora è successo, ma nelle varie linee temporali, quella linea si è interrotta. C'è il discorso degli argomenti in comune in tutte queste linee temporali, ma sono linee che alla fine non ce l'hanno fatta. Sì, Ci sono e sono valide per alcuni dettagli nella storia e nelle storie che scopriamo in quei segmenti, che poi ritroviamo anche nelle linee principali, Sì. che sono quella di Control e quella di Alan Wake al momento. Quella di Max Payne originale è scartata, ma penso si riallaccerà con i remake che usciranno. quando esce, sì, magari sì. Quantum Break, l'ultimo DLC, ci ha spiegato perché esiste, ma nello stesso tempo non esiste, e ha dato un nuovo setup al protagonista con il volto di Team Breaker. Quindi ci sono, ma non ci sono. Però è una bella domanda, Francesco. Sono d'accordo no, ma non è che sono linee temporali, Francesco, forse è stato detto Sono male. linee multiversali. Sono universi. Non sono storie che al massimo non sono uscite dal Dark Place, dici tu. No, Francesco, no, non c'entra niente il Dark Place con questo sotto un certo punto di vista. Madonna. Hai sbattuto con la Dio. testa sulla... Quella fa la maledica. Allora, un conto è dividere quello che accade nel Dark Mamma mia, Place, che un schifo. conto è che quello che è macro trama. Sta cosa qui non la posso spiegare ancora per bene. C'è una risposta concreta, ma bisogna arrivare prima alla fine del titolo, Francesco. Poi ricordati di questo discorso, France, quando vi abbiamo fatto tutto, così poi possiamo coinvolgere pure Christian e ci facciamo un brainstorming potente. Che hai fatto una domanda che comunque può dire molto. Sono linee temporali perché sono ambientati in vari tempi, però sono linee di vita diverse. Proprio il vero concetto di multiverso. È come, io la vedo come la timeline dell'MCU. Loki che mantiene tutte le ramificazioni. Dai, con sono delle regole proprie ben ramificazioni definite, sì. che non hanno portato purtroppo ad un finale buono per la maggior parte. O sono Allora, rimaste se lì a sé abbiamo stanti. qualche- Parole del potere Nick. Tipo quella là di Rose lascia il tempo che trova. Inizia e finisce la sua... Però sono linee che esistono. Sì. Ah, fermo un momento. Sedia esseri viventi pluricellulari intenti a lucrare sull'esperienza videoludica denominata Alano Sveglio II. Oh no, già iniziato a correre. È lui. Buona sedia, signor quello.
Segui i riflettori nel cielo. Sì, dico, secondo me non sono dimensioni Succhiol. diverse, questo dico, non è un multiverso di merda, vabbè, tu ce l'hai, vero, tu ce l'hai con i multiversi, Più e che quello di due è piuttosto tutto nel mondo reale. Dobbiamo approfondire bene queste cose, però ci servono comunque il altre problema, noi informazioni. abbiamo le prove finora che la presenza oscura sta cercando in tutti i modi di uscire da questo e imporre la sua realtà su quella che è la nostra dimensione, mettiamola così. E nel frattempo stanno accadendo cose. È buona sedia quello. Eri buona sedia quello. Non l'avevo salutato, avevo solo Vediamo letto se il riusciamo ad saluto. evitarli in modo molto agile e felice. Quello, io sono apparso di nuovo circa 15 minuti fa, più o meno. Mi è mancato di poco. Adesso è anche microfonato e lo puoi sentire molto meglio, così vi potete offendere. No, no, vai via, vai via, vai via. Vai Alan, non ci pensare e corri. Alan corri. Invece di Alan Wake fai Alan Running. Sta cercando di uscire, ma non può distorcere la realtà con la sua realtà. Questo sì, perché Questo se potesse sì. farlo sarebbe già uscito. Potesse avere questa influenza sulla realtà vera. Alan nel primo ha capito che comunque lui, questa entità si nutre dell'arte, che con la sua arte, quella di scrivere, è riuscita a scrivere una storia che mettesse in stand by questo potere e l'abilità dell'entità di uscire al di fuori di quella realtà che sta provando a scrivere. Per qualche motivo è riuscita a ritentare nel farlo e ci sta effettivamente riuscendo. Abbiamo visto i vocali di Pat, persone che hanno ricordi di cose che in realtà non esistono in questa realtà. Quindi qualcosa sta succedendo, ma è collegato in modo non convenzionale, Francesco. A parte mi farà davvero tantissimo di dire che è un multiverso. Allora, è un multiverso di trame collegate. Io nel dubbio prendo fucile. Franci, leggi stamina, dimmi, dai, Con calma e tranquillità. chi ti ha invocato? No, quello semplicemente Enzo si è assentato qualche minuto e sono subentrato io un pochettino, Sempre quando tu non ci sei. sempre quando non ci sei. E non lo facciamo neanche apposta, questa è la cosa bella. Allora, siamo di nuovo qua. I Pippi Baudi sono qua. Non ci sono, vabbè, tanto meglio. Allora, Io dico semplicemente perché, a parte che mi farebbe cagare davvero tantissimo di dire che è un multiverso, piuttosto che cosa è più distorto no, e ma non è un Sì. multiverso, ma è un multiverso tra virgolette fatto bene, che ha delle regole, che sono gestite bene e che ha un senso. Cioè non è semplicemente esiste tanto di tante cose diverse, no. Ci sono tante cose diverse, alcune più importanti e che vengono mostrate, altre no, ma per motivi di trama e per quello che poi portano nella macro trama generale. Allora, di qua cosa abbiamo? Allora, attenzione. Say, God made us in his image. Queste sequenze sono sequenze di Max Payne che ci parla, non si può chiamare Max Payne per i problemi legali, si chiama Alex Casey, è la stessa cosa. ma può essere, Francesco, assolutamente. Noi lo chiamiamo multiverso anche perché di base la terminologia che uno userebbe è quella, ma Ma io guarda, lo usa proprio come nome Sì, e glielo concedo perché me lo sta seguendo. Queste sequenze sono sequenze. Sì, quello, sono sequenze. Come Casey, esatto. Da quello che ci ha insegnato il DLC di prima, cioè non ci interessa sapere che questo in realtà è Max Payne ma per i problemi legali eccetera eccetera, è più il significato di dirci cambia la storia, cambia il nome, il protagonista ha un'altra non faccia perché è sempre quella ed è quello che ci aiuta ad individuare sti punti, ma ci sono parti di questa trama, ossia il detective solitario dall'aspetto cupo che guarda in telecamera parlando in un certo modo, sono elementi che vanno sempre a ripetersi in tutti i vari giochi. Allora da lì si poteva aprire
questo, si sblocca di qua e poi si sblocca di qua. Dai Alan, non è il momento. 2. The flashlight had done its job. C'è da crederci, Francesco, anche però poi da ammettere, diciamo la verità, ma visto che si parla di multiversi, tantino difficile, però è da apprezzare che qui multiverso viene usata come parola e viene usata bene, mentre da altre parti abbiamo visto un attimino che fine hanno fatto fare a quella parola. Allora, c'è qualcuno che canticchia, chissà chi sarà mai. Hey, Alan. Eccolo qua. It's good to see another sane face. Not sure how sane I'm feeling. Finora abbiamo giocato con te. Be careful out there, Tim. If you see me, make sure it's really me. No, in questo gioco non è improprio, Francesco. Qui proprio no. I've been there. The missing time, the aliens. Devo rimembrarvi los Gormitos. Fatto bene quello. Oggi c'è stato il reset del PC. Fortunatamente sta andando e non è scoppiato ancora niente. niente. Quello che noi abbiamo appena giocato alla fine. Stavo leggendo Spider-Man e Sborra. Non capisco. Multiverso c'è anche Spider-Man e Sborra. Non siamo a X-Men perché Alan l'ha scritto in maniera diversa. No, Francesco, non è per questo motivo qua. Non perché sia una versione di un multiverso di merda che fra poco arriva Spider-Man. No, è per un altro motivo, Francesco. Per questo ti dico, è un multiverso ma con regole diverse da quello classico. Gli elementi in comune ci sono, li abbiamo trovati e sono presenti palesemente in tutti i giochi, quindi è un multiverso questo. Addirittura utilizzato come l'ora degli annunci, no, ma mentre parla Team Breaker, no. C'abbiamo anche la lavagna da esaminare. Allora aspetta. Ecco qua. Facciamo quello piccolino così. Ito. Allora qui ho dimenticato di spostare la finestra. Come tutte le palle del cazzo che vede Tim sulla spiaggia, non sono versioni di merda perché multiverso, ma perché Alan lo ha riscritto 300 volte per capire come uscire. No, Francesco, ferma sto discorso. Tu ricordati sempre che tu già l'hai finito e sei cose che in live non abbiamo ancora parlato. Se noi stiamo portando il discorso in un certo modo e tu lo devi su altri dicendo cose che al momento non c'è bisogno neanche di pensare, detto proprio in tutta tranquillità, ci sputtani il lavoro che stiamo facendo da 2 anni e mezzo a questa parte, quindi ti consiglierei di evitare certe frasi. No, non si sa ancora. Francesco, permettimi, su altri giochi e nei giochi in generale abbiamo modi diversi di vedere e di analizzarli. Questo qui, permettimi di dire che non è come stai dicendo e non ti posso rispondere a modo perché sennò si rovinerebbe l'esperienza a Christian. Quindi ti dico, è un multiverso ed è un multiverso fatto bene. Ce l'ha e c'ha tutte le nozioni per esserlo e per poterlo dire tranquillamente anche durante il gameplay e in varie sequenze di gioco. Lo può dire più lui che la Marvel a sto punto. Allora, qui quali sono stati aggiunti? No, mi sembra che non abbia... forse questo? No, però comunque sono cose che già sappiamo. Allora, qui è la mappa con almeno le posizioni delle parole di potere e quant'altro, e noi siamo qui. Un conto è che non ti pare una persona che ti dice che di sicuro per quanto riguarda questo titolo ne sa più di te. Se ti dico che non è così e che non te lo posso dire adesso,
Non c'è bisogno di continuare a dire o a voler cercare di cambiare la mia idea. Questo è il concetto che sto cercando di dirti. Non è così, ma pure tu, come tutti noi che siamo esseri umani, sei dotato del dono di sbagliarti. Anche se non lo credi possibile, è una cosa che può accadere. Allora, di qua ci vuole il biglietto e ce l'abbiamo. Francesco, poi te lo spiego privatamente, che tu in parte hai fatto un guaio grosso come una casa, grosso. Per questo, soprattutto quando è che già hai fatto certi titoli, se cerco di chiudere dei discorsi, lo dico tranquillamente in live, non continuare ad andare in quella direzione se vedi che ti sto chiudendo il discorso, perché so che poi finisce così e a me rovinare l'esperienza, soprattutto a Christian, non mi fa piacere, perché ci tengo a sta serie. Allora, questo mo com'era? Forse da sopra, aspetta. Eccolo qua. I felt like I'd been on this case looking for the cult of the word for a lifetime or more. The only case I'd ever been on. They would surface from the dark with their depraved acts of violence and fade back into the night, leaving behind bloody crime scenes and clues heavy with obscure meanings that led nowhere. Arriving at the cinema, I felt a monumental, terrifying revelation trembling before me, ready to open its jaws and swallow me whole. This place had significance to the cult. Quindi qua possiamo un attimino cambiare la trama. The main event was the murder. I had to find my way La to setta it. della parola già l'abbiamo trovata nell'albergo, quindi comunque ci fa capire che sono continuati ad accadere omicidi al di fuori da Bright Falls in nome di Alan Wake, quindi già sta cosa si ripercuote pure sul culto che abbiamo trovato a Bright First step Falls. toward the murder site. I was making progress. Siamo pure in orario, dobbiamo trovare solo una save. Allora, che dovrebbe essere, se non mi sbaglio, da queste parti qui. Si è sposato? No, ragazzi, mica è un gesto insano sposarsi, dai. Dite che ha preso sedia e cappio? Può succedere. Può succedere. Non è sbagliato. È una scelta. Allora. Salve, mi ricorda qualcuno. E c'è un pochino di roba che ci serve, che però non possiamo prendere. Allora. Siamo messi una merda con le risorse a sto punto, però. Scusate ragazzi per il rotto, ma c'ho il Mac che deve essere digerito. Closed Case, Yoton. Yotobi? No, non è un film. Non penso che ha fatto manco la recensione. Scusate, ha accusato la finanza. Sì, Christian purtroppo è stato arrestato. Allora, aspetta, possiamo salvare. Eccolo qua. Appena devi fare una vicina al microfono, tu mi sembra il buco del culo. Ci provo, Reagan. Sì, tanto lo stacchi dalla clip e vai, quindi è rapido. Only horror comes out of it. People get hurt. I would let the currents of this ocean wash me away. But what if I forget why I stopped? What if I forget I stopped at all that is fucked up? If that happens, I'll start writing again. Did I stop writing at some point? I can't stop. There's too much at stake. Allora, caffettino preso. Visto che vedono anche le repliche del Thermos, sì, così le hanno fatte in edizione limitata, peccato averlo scoperto tardi. Allora, per stasera ci siamo fatti 2 pezzettini. Non era previsto quello di Night Springs, Christian, ti è andata un attimino bene.
Quindi noi adesso lanciamo la sigla, si chiude e passiamo all'altra situazione. Quindi nel frattempo Järveks luulin merta kerran, runon lausui hän. Mysteerin sen syövereissä vietti elämän. Alla synkän valtameren varjois vaeltaa. Etsi tietä valon luokse armaan ainiaan. Yksin sankar yön syvemmälle matkaa pois. Se taakka hänen harteillaan kuin lupaus aina ois. Täs pelissä tää narri lyödään maahan aina vaan hetki kuos lepo suodaan jo takas kutsutaan. Järveks luulin merta kerran. allora, un attimo soltanto, questo si è staccato, la play anche. Vediamo mo se qua se lo prende. Christian sta chiamando Lester per farti uscire. Ok, allora ho fatto un attimo pure un controllo dopo che ho formattato il PC e non ci sono problemi. Il principe dovrebbe avere i salvataggi in cloud, quindi pure qua problemi. L'icona non se la carica comunque mai, non capisco il perché. Allora, mo o c'è il salvataggio o riprendiamo dal giorno 1. Quindi se appare il giorno 1 si va al F4 e il principe ci saluta. Allora, ci sta mettendo un pochino a caricare. Ok, e fino a qua se l'è preso. Ok, se l'è anche preso subito. No, quello abbiamo i microfoni nuovi. Abbiamo lo microfono nuovos. Le stelle. Ci ho preso i microfonini questi qua wireless, così riusciamo un attimo a parlare più liberamente e ci sentite meglio entrambi. Ok, giorno 99, tutto a posto. Assa fa. Sì, perché adesso c'ho anche il mio microfono, guarda. Questo dove? Quello.
Soca. Ecco fatto. Ecco, vedi? Zucca. Così gliel'ho preso, così te lo può dire meglio. Allora, ma qua che dobbiamo fare, Giamma? Livello dell'acqua? Sì. Barca che dobbiamo portare dall'altro lato. E poi varie cose sparse che forse riusciremo un giorno a fare. Ok, allora. 56, buono. Sì, a sto punto. Allora. Manca solo la cam adesso. No, niente cam quello, mi dispiace. Vabbè, raga, ma oggi c'è il microfono, cioè non è che subito ti possiamo dare le cose. Non ci sarà. Già il fatto che sta apparendo qua ogni tanto, prima non si sedeva mai qua, sta iniziando a sedersi e a stare in live, ragazzi, un po' alla volta. Guardate, non posso riascoltare le canzoni. No, adesso guarda, Night Springs te la puoi ascoltare liberamente. I 3 episodi del DLC li abbiamo visti tutti, erano soltanto 3 episodi, quindi la canzone sei autorizzato ad andarla a sentire più volte tranquillamente. Ricordati, Christian, di cercare sempre con navigazione in incognito, perché sennò escono i cookie e succede bordello. Quindi stai attento a quello che cerchi. Se no, aspetta domani e ti mando io il link come l'altra volta. Facciamo come per l'altra canzone. Aspetta domani mattina e ti mando io il link sicuro. Così non c'è problemi. Se no già all'inizio per altri soldi. Night Spring non mi piace anche se rivela cose. Christian, ma come? Cristian, facciamo finta che non ho letto né Gianmarco quello che hai scritto e siamo un attimino più tranquilli. Cristian. Biscotti o sempre un macello? Dipende dal tipo di biscotti. Dipende come si inzuppano più che altro. Non è come la canzone di Ati. Allora. Io sono con te, Christian, fatti cioè, ma perché bisogna fomentare questo momento di come si dice, di ammutinamento? Gracias un cazzo, Christian. Allora, qua a sto punto quale ci vogliamo giocare? Tuced. Tool? Va bene, dai. Vive la rivoluzione. Francesco non c'entra niente. Forse nel regno qua ci sarà la rivoluzione. A parte che qua abbiamo letto che si sono tutti presi ammazzate tra di loro per controllare sta forza, sta cosa che c'è. Dobbiamo vedere il libro nuovo in libreria e leggere quello che abbiamo preso, che c'è il fatto dei continenti che ci serve per la mappa per nella la stanza foto finale. Ah sì, per l'anticamera. Sì. È vero. Allora. Mamma rivela ordine Mac se sbaglia anche solo un panino di crepo di pisellate. Regan, a parte il fatto che è una cosa conveniente per me. Comunque, io mi avvicino sempre come se dovessi parlare al microfono. No, ma quel senso di libertà ci devi fare un attimo abitudine. Allora, Regan, in genere mi piacciono quasi tutti. Stasera, siccome non volevo mangiare una roba troppo potente, mi sono preso il Big Mac, tranquillo. Chicken McFradom vicino. È il menù classico, diciamo, col McFlurry che mangerò quando torno. Di base, Gran Crispy, topperiamo il silozzo. I My Selection più o meno tutti quanti, in realtà quasi tutti li mangio, Regan, cioè non ho in realtà troppi problemi. Apprezzo forse anche il filletto fish, McFlurry gusto e Snickers, che Smarties quando ero piccolo mi piaceva un sacco, ma non sa di un cazzo. Oreo mi fanno cacare gli Oreo purtroppo, ragazzi, e Kit Kat freddo non sa di una sega. Dovrebbe esserci l'altra lettera, quindi Snickers è quello che secondo me appara un po' di più. Randolph. Sì, però dice proprio la password del computer, sei quindi qua magari mia sorella, ecco qua. Raga, presenta la sorella. Cosa sono quelle frecce là in alto? No. 9 alto, 3 in alto. Fai foto. Bacio perugina da comanda. Mi piacciono, ma freddo, raga, non mi piace. Sa di poco questa roba fredda. Cioè, se ci pensate, se mettete una barretta Kinder nel frigo e la lasciate raffreddare, non sa come quando la mangiate fuori dal frigo.
sa de freddo. Assolutamente no. Nel gelato, non lo so, a me non piace molto. Tier list della roba del McDonald's è più buona. Non sono d'accordo con quello. No, dico la se mi verità. devo riempire vado di KFC. Sì. McDonald's è giusto per lo sfizietto, Sì, per vabbè. non mi placa la fame, capito? No, a me, vabbè, sì, mi mangio un panino fatto bene, sì. Però KFC Allora, mi pacco soddisfa di più. ordinato. Tier list, roba del Mac, raga, fatela voi, io ve le commento perché non riesco nemmeno a pensarci adesso al menù, sono saturo, E snorlo. sono trozzolo. Allora, computer qui. Quando mangi una mail abbiamo ancora la boudoir. Non funziona così, lo streamer sei tu. Io non sono uno streamer, ragazzi, io faccio il moderatore dal vivo. Live moderator, mettiamola Tradotto, leggo la chat a Enzo se sta giocando, così non si deve girare così. Cioè, ogni non ha neanche secondo. pulsanti per bannare persone e tutto. No, niente, ragazzi. Oh, raga, mo gli abbiamo dato il microfono, piano piano sta apparendo pure in live. La strada gliela stiamo mostrando, non vi preoccupate. Fra 7-8 anni Gianmarco avrà il suo canale. Sì, io veramente fra 7-8 anni spero di essere morto, possibilmente, però. Più che altro so che ti muoio io e ti lascio il canale. No, in eredità, ti lascio usare il no, password, no, tu entri. muoio io, meglio io. Lascio pure il computer. Cioè ci guadagni il Computer. computer comunque. No, potrei H. Se poi chiudo il canale dopo mezza giornata. Io ti perché... lascio pure la stream deck col Sì, comando, sì. tanto sai qual è. Tu prendi, ti siedi qua, prendi il pulsante Io da e vai solo, live. senza compagnia, finisco in 5 minuti sicuro che dico qualcosa che non devo. Vabbè, Gianmarco, non ti preoccupare. Pati patatine mi piace più, tra patatine, lime e peperosa, patatine a gusto porchetta. Reagan, lime e peperosa. Bella citazione, tra l'altro compaesano di Francesco, ricordiamo. Allora. Commenti la live e ci la faccio, sì, allora sì che lo sai. No, io faccio sostituzione a Enzo. Io uso la tattica inserisci sostituto e lui prende il mio posto. Esatto. Allora di qua andando a te di là. Sì, quello era una cheat potentissima. Comunque no, fra le due, raga, porchetta tutta la vita, lime e peperosa, chiavatevele nel culo. Sempre con rispetto, ovviamente. E con tutto il tubetto direttamente, Con tutto così quanto. vedete l'effetto che Sì, fa. sì. Quello... Però a sto punto naviga un po', cazzata. cerca proprio quella frase che ha scritto Reagan su YouTube o Instagram, però Instagram non funziona come YouTube, e troverai quello che cerchi. Esatto. Ha fatto grande cazzata. Potentissimo personaggio. Andare prima di qua. Arano, il più forte di tu. Geoff, buonasera Supremo. Buonasera. Buonasera Supremo. Allora. Buonasera. Il più forte, Geoff, sì. Ma mai quanto Fidone Barbershop, Geoff, il nostro caro amico. Potentissimo. A questo punto siamo tornati qua. Andiamo nell'osservatorio. Il buon Random from the Future è un mio caro amico da ormai più di 10 anni, probabilmente. Da prima di Enzo, addirittura. Allora. Vi guardo al volo dal parcheggio. Geoff, non mi far commentare il fatto che sei nel parcheggio, perché già sai cosa andrei a dire. Sappiatelo, sappilo. Maledetto. Allora. Manco una vigliacca mi offre. Niente. Avido. Bella qui. Sì, Gio, un po' fraintendibile, Supremo, un po' fraintendibile. Ti aspetta con le disoneste, bravo quello, esattamente. Allora, nell'attico c'è compass. Un compass, anche detto busto. Borsalino, chiave, sì. Scatolame. Questo è buono. Giamma birichino, ragazzi, una vigliacchetta ogni tanto per ridere. Pure mappa del tesoro, però di qua sarebbe qua grosso modo. Però non abbiamo la vala. EA Sports. Possibilmente trans per poter decidere all'ultimo cosa piace. Mi piace il tuo modo di ragionare, Reagan. Un plot twist improvviso alla fine. Sei sempre sul pezzo, Reagan, pochi cazzi. Allora, mettiamo 2 gemme di qua, più 2 domani.
le chiavi dell'auto che al momento non ci servono. Allora, l'unico ingresso è di qua. Chiavi ce le abbiamo, gemme ce le abbiamo. E niente, quindi... Ah, aspetta. Com'era qua? 04? 1-5. 1-5, ok. Zero Noi dobbiamo trovare anche le altre. Non ho ancora più parere. Vero, Regan, tu devi lavorarci sulle combinazioni delle casseforti, Regan. Tu sei l'addetto. No, ma più che altro trovare innanzitutto le cassaforti, che non sappiamo manco dove stanno. Anche questo è vero. Vince, hai provato Firebreak? Ti chiede Christian. C'è No, una non mi è demo? arrivato il codice. Ah, rip. Cioè, ho visto nei giorni precedenti, ma non mi sembra mi fosse arrivato niente. Secondo che si fa un piccolo Controllo check un attimo. rapido, che nella vita non si può mai sapere. Firebreak. No, non mi è arrivato il codice, non sono riuscito ad entrare nella beta. Penso che comunque ne faranno altri, ma comunque a breve esce sul Game Pass, quindi a sto punto al day one penso che lo proviamo direttamente. Ok, no, niente. E qua niente, no, assolutamente nientol. Allora, No, ma come non lo trovi quello? Quello fa il bravo. Vedi che la trovi la citazione, cerca bene su Instagram, pure su Google, che poi ti trova il collegamento di Instagram, quello usa la tecnologia. Vedi qua 61 monete, aspetta un attimo. Tanto ormai Facciamo un po' di shoppings. Allora, scarpe 7 di cui 4 gemme a 5, martello e un paio No, di gemmine lì sparse. Christian non credo lo troverà, onestamente. Su Pornhub non esce. Ascolta, Trovi qualcosa di simile? Sì, ti ascolto, Christian. Ecco. Regan, perché hai mandato tre asterischi? Aspetta, vedete che ha detto? Sono 3 asterischi. Che cazzo vuol dire? Perché? Non abbiamo parole bloccate, non abbiamo niente, quindi... Ha bloccato direttamente. Vabbè, questo è il potere di Regan, signori della corte. Giudicate voi l'imputato. Allora. Ho mandato un link, non è apparso qui, Regan. No, non i so link se li ho disattivati. Niente link. Senti, why not? Ha scritto KTE. KTMRT. Ha un codice fiscale alla fine. Allora. Io lo mando in privato. Sì, Regan, a questo punto fai prima. Tu sei common. Manda grande messaggio su messaggistica di Twitch. E tutto ciò io ho preso telefono. Che senso hai preso telefono? Comprato telefono nuovo. Ah, così all'improvviso? Ma non è ancora questo, devo Quale hai andarlo. preso? Ho fatto con l'offerta che ho io con la Wins. Ho preso l'S25. Ah, fascio one square. Ho preso l'S25 a volo, un po' più piccolo, quindi mi cercherò un po' di più. No, il nuovo, quello F super sottile, super edition, slim, super fast. C'è anche la versione quella là, bella Slim sottile. super fast. Sì, perché anche più credo veloce. che a papà non gli abbiano parlato della Slim super fast. Peccato. Il mio è solo super, non c'è né Slim né fast. Ah, ok. Sì. Modello Protolo, insomma. Sì. Ok, va bene. No, comunque c'è l'offerta, lo pago 22 euro al mese. Ah, buono. E me lo Anche prendo la easy. Ho pala. sempre fatto questa promozione qua che mi danno, quindi. Comunque ce l'ho da il mio è l'S20, fatto passare 5 anni praticamente, penso se possa pure cambiare. Ci sta, fai pure un bel cambio. Se possa pure cambiare. Bella per il Samsung, esatto. Sì, ragazzi, ogni tanto si fattura adesso, quindi fanculo comprare telefono. Mi serve roba da giocare anche sul telefono. Allora, il mio telefono prende fuoco quando metto dei giochi ormai. Ok, questo è buono di qua. Sì, quello si lavora e si fatica, sì. Per il gioco e anche per altro che finisce con K. No, Per tutto. quello Dunque, fermati. ottimo. Quello fermati. Si lavora e si produce
E Basta. fermiamoci, se no il canale sparisce alla Chiuso. velocità della luce. Ecco, mettiamola così. Non per Bello. noi non è un problema, ma No. per l'algoritmo molto Ma probabilmente no, cosa sì. pensate? Sì, non fare il furbo, Quello conosciamo te, quello è il punto. Esatto, è quello il punto. Quello è il punto, e non il problema, ma il È punto. proprio il punto. Mentre Reagan è la virgola. Bello, Macete flow. Ci tappa di qua, è stato un po' bastardo gioco, però ti follo così. Sì, il dulce dell'esse. Sì, certo, esattamente quello. Ecco qua, 13 chiavi, penso che non abbiamo più il problema per un po'. Allora, Ma guarda questi che pensano sempre a lui. No, no, tu. tu già sei recidivo di alcune cose, quindi parti un attimino svantaggiato. Che poi quello barda non è una parola. Ok, un'altra ti, lettera nella ricordo. mail room, ottimo. Serve il boudoir. Oh. Allora, qui già abbiamo No. qualcosa. Come... Almeno, sempre meglio di niente. Covello. Ci ha fregato proprio con la postilla. È un Bravo nemico molto Reagan. furbo. Bravo Un nemico molto Reagan. furbo, sì. Beh, Questa è stata bella. Ok. va bene. Va bene. Qui c'è un'altra mela, quindi un'altra lettera di là. È arrivato carico? Sembra, così sembra. Allora, la mail room comunque ce l'abbiamo. Magari se finisce in basso a sinistra. Ah, minchia, chi la vedeva? Magari se finisce la run riusciamo a vedere se lettere nuove, se già sono Ma arrivate. pump niente? No, però ma abbiamo messo la pull. Ok. Quindi mo magari potrebbe uscire in qualche modo. Allora, di qua, di qua. Ma mi sta bombastic. Allora, già Mox, dimmi due colori. Allora, beta. No, e gamma non sono colori in questo contesto storico. I mezzi. Neanche. Nemmeno. Allora ti direi rignoffa, che è il nero. Ok. E poi farugli, che è il bianco. Rignoffati. Siamo stati rignoffati. Sì. Va bene, niente. Comunque se esce lo studio ho un'idea. Va bene, Raiden. Ok. Ah, peccato che ci blocca la boiler, però possiamo andare sotto di là. A questo punto prendiamo altri soldi da lui qui. Alzara, dici qualcosa tu per piacere. Quindi quello non parla più. Alzara, parla. Non è che se ti riattacco la spina, ma non è neanche collegato con una spina. Il problema è quello, infatti, Lozzi. Va bene. Allora, di questi ne abbiamo aperti un bel po'. Una. No, un bel po', una. Mi sembra tantissimo. Possiamo neanche rerollare. L'unica cosa è questa. Ma ancora non siete usciti? No, Christian, noi la parte di gioco base l'abbiamo finito. Siamo arrivati Il alla gioco stanza base, 46, esatto. ma il gioco ci ha fatto capire che c'è dell'altro e abbiamo sbloccato la sala del trono più la corona, solo che non sappiamo dove farla uscire per il momento. Sì. Stiamo un po' navigando alla cieca. Abbiamo un paio di indizi e un paio di cose e stiamo andando verso alcune strade. Mo' ci serve la pump room, che c'è una strada nascosta dove c'è il lago giù. Siamo riusciti a sbloccare altre stanze e altre cose. Dobbiamo andare a vedere là dentro cosa c'è. Io sono sempre convinto che pure la statua qui in realtà nasconda sempre qualcosa, perché comunque c'aveva sti segni qua dietro. Tu per me infatti hai ragionissima, Lozzi. Ma Però non ho non la più sappiamo come pallida collegare idea il tutto. di cosa farci. Allora, qui almeno con un'uscita a 4 possiamo vedere di fare qualcosa. Dai, ci serve la pump room, dai. Che la troia, È la grande proasa. Va bene, allora. Mettiamo questo. Chiave, gemma. E la deposit box key. 301 non l'abbiamo aperta, mi sembra, quindi ci serve comunque il cavò. No, 301 no. Ma chi Ne avevamo aperto 149. abbiamo? Ehi. Dai. Ehi.
tua madre è una biscia del deserto. Allora, una delle chiavi maggiori è quella, quindi esce randomicamente qua dentro, dobbiamo solo rimetterla fino a quando non esce, ok? Io morire. Va bene. Nuovamente. Però almeno sappiamo una dov'è, No, ne mancano altre. Dove sta? Metti West Wing, vai, va bene. Dov'è? Dov'è la pump room? Dov'è? È qui. Non è qui. No, qui c'è la cocktail. Allora mettiamolo e facciamo passare sempre il tempo per vedere Vai, questa cosa, vai, che lì, si vabbè. deve, lì c'è una chiave, ce l'ha detto il gioco. Secondo me aspetta il tempo che si mette l'orologio in quel modo lì. Non voglio più sapere. Sì. Però c'è la... No, Lozzi c'è la pump. Lozzi devi mettere la pump. Devi mettere la pump, Lozzi. Devi mettere la pump. Ti ammazzo. Ti picchio forte. Madre, Nel caso di arrivare Marco 20. la violenza. Allora, qui a quando dovevamo arrivare? A niente, Ah perché no, più che altro dobbiamo mo svuotare. dobbiamo rifullarlo. Prendere bar. No, scusa, Maro. Mo Metti dobbiamo. cera, togli cera. L'acqua a 13. Portare la barca di là. Acqua a 6 di nuovo. Procedi. Allora, però lo possiamo fare con una sola mossa. Aspetta, che noi ci 200.000 prepariamo. punti per It's Mano Time. Sì, Christian. È un nuovo comando del canale. Allora, qui ce ne sono 4. Sì. Qui ce ne sono 6. Lui va a 10. A quanto deve stare? 13. Lui deve stare a 13. Anche io che sono troppi. Ragazzi, dovete lavorare per prendere quel comando. Ho detto, ogni volta che lo attiverete si abbasserà di 10k punti il comando. Ma dovete riuscire a prenderlo almeno una volta. Allora, 1, 2, Stoccate 3. le palle. Tu sei quello che va di qua. Non possiamo fare nient'altro. Massimo a sto punto il 2 che va qui. Tu dovresti averci 3 di acqua da qualche parte, però. Qui ce n'è 1. E qui 4. Quindi Quindi tu c'hai 5 di acqua. No, dobbiamo fare il contrario. Allora, se tu metti, Lozzi, Dimmi. se tu riesci a mettere 3 di acqua qui e te li tieni nella kitchen, porti questo a 10 e poi quegli ultimi 3 li passiamo là dentro. Il fatto è che dobbiamo fare, penso, degli spostamenti. Aspetta, con la kitchen noi facemmo l'altra volta. La kitchen è il 4, quindi 1, 2, 3, 4. E questo tubo qui. Devo givarsi i punti e lui abbassare prende cosa? No, ragazzi, da non qui. funziona così. Non si può givare i punti, mi sa. Non credo possa farlo un moderatore, o forse può. Non ho capito, aspetta. I moderatori possono givarsi i punti, dice quello. Si può fare questa cosa? Non lo so. Comunque, ragazzi, non va. I la moderatori verità. non possono attivare questo comando. No, gli ciunco le mani direttamente, Non vale, senza passare per il via. Purtroppo non funziona così. Testiamolo per la scienza e noi vi banniamo tutti quanti, tranne Reagan. E Reagan non sta facendo niente stasera, è tranquillo. Allora, come ce ne usciamo velocemente da qua? Ecco. Aspetta. Suca. 10, 2. Il 4 si interfacciava con questo. Questo pure lo mettiamo sopra sotto, non dovrebbe fare un Kaiser. Ragazzi, comunque se dovete aggiustare i tubi a casa chiamate a Enzo. Enzo sa gestire Però tutti i flussi. solo se avete 2 riserve idriche da gestire. Se sono 6, No. non mi chiamate proprio cortesemente. Una cosa semplice, fatta bene. Allora, così, con calma. Tu mo qua stai 6, giusto? Hai detto? Allora, noi possiamo iniziare a fare qualcosa qui, che è collegato al primo tubo e va qui. Lo mettiamo nella zona qui. E qui gli mettiamo 4 d'acqua. Ora, kitchen che è il quarto, Mamma ed è mia. collegato sempre allo stesso tubo. Sto rileggendo gli appunti da malato che ho preso sullo studio. Regan, hai fatto bene, che da malato, hai fatto bene. Basta Facciamo licenziare il bot. semplicemente così. No, ragazzi, Botrix, lasciatelo stare, non si licenzia Botrix. È sempre qui con noi. No, lasciatelo sta. Non lo rimettiamo qui. Quel numero in alto a sinistra. Che numero? Mamma mia, bella, cioè, che moto c'hai?
tu ti Va devi bene. schiattare dentro a un muro, possibilmente, senza possibilità di salvarti. Allora, Gianma, ne ho presi 3. Volentissimo. Ne ho presi 3. Ok, perfetto. A 12 deve arrivare. 13. C'hai la foto, Lozzi? Scusa, metti un attimo. Aspetta. Che Perché riusciamo facilmente. così ci togliamo il dubbio. No, ma facciamo subito. Ma mi pare che è 13 comunque. Aspetta un attimo. Aspetta un momento. No, quello perché che ho detto che era fraintendibile, non me ne sono manco accorto, mi sa. Ho detto qualche frase pornografica? Sì, è 13. Ok. Se ho detto qualcosa di zozzo, Allora, sono scusatemi. 6 e 3, 9. 3 ce li abbiamo e li mettiamo da qui. Sono 9. Ne possiamo a sto punto prendere con lo stesso giochetto di nuovo da qui. Ne prendiamo 1, 2, 3. Tu sei il primo. Ah, l'hai detto tu prendi quello da che volevi qui. sucare, ma quell'energia del botto mi ha censurato. Ah, no, non l'abbiamo letto, ragazzi, dalla chat qua. Non ce ne siamo fammi accorti. vedere. Chi ha censurato? No, sì. Ah, ecco qua. Suca Ok. e suca. Ah, vabbè, mamma mia. Manco suca. Ci perdiamo per un suca, non credo. Suca. Allora, 4 qui. A sto punto. Questo lo rimettiamo normale. Ritorniamo a qua. E questo è il quarto che va sempre per questo. Rimettiamo dentro. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 4 su 13. Ne rimettiamo prima l'uno da qui con il comando del secondo che è da qui, quindi così. Al penultimo doveva arrivare. Ok. Questo mettiamo qua. Attiviamo kitchen. Questo lo mettiamo di qua. Ci prendiamo i 3 dalla cucina. Possiamo già caricare questo. Mettiamo qua. No, foldato perché è al contrario. Basta che glieli buttiamo tutti dentro alla fine. Butta tutto dentro. E verso il basso, andando verso la piattaforma di qua. Io signori vado a dormire, vi auguro un buon pomeriggio, ragazzi, ancora vince per il primo domani devo chiamare il Buonanotte, muratore. poi se ti viene qualcosa mandami pure il Fatti messaggio, sapere. non ti preoccupare. Grazie per la Buonanotte. compagnia, Christian. Buonanotte, bello. Allora, questa l'abbiamo risolta. La fontana poi virtualmente ci conviene pure lasciarla così e regolarci quello dopo. Sì, se la vuoi lasciare così, tranquillo. Allora, Okay, una cosa ce l'abbiamo fatta. Sì. Quindi dobbiamo uscire fuori. Mo' ci conviene andare a vedere di qua. Vai. Ci ha poldato un'altra volta. Ricordati, Lozzi, che noi dobbiamo scendere, spostare barca, tornare fino a qui, ricambiare e riscendere. Quindi ci vogliono parecchi Ce la passi. facciamo con i passi. Mo' vediamo di ricollegarci. E da qua non Vediamo ci di ricordiamo. girare qua se possibile, così già siamo qui e Ok, ce ne fai una torniamo curva indietro. così. Vediamo se ci Ok. riesce, se no basta che torniamo di 2 Ok. indietro. Ma alla fine siamo messi bene qua. No, aspetta, Allora. è arrivato. Chi è arrivato? Che è successo? È una bestia. Ma che è successo? Non sto capendo. Che bestia è arrivata, ragazzi? Ma perché siete trozzi? C'è l'ufficio. Dai Roma. Non è che ce la facciamo a fare gli scacchi. E basta che apri la cosa, Lozzi, e leggiamo che ci serve. Ah, aspetta, ma non ce l'ho sotto mano il documento. Allora niente. Ce l'ho Toccherà sulla a te. pennetta e non me lo so passato sul desktop. Vabbè. Ok, domani lo passo. Comunque mi pare che serviva. Allora, i soldi ce li teniamo. Un'altra cassaforte qui e non abbiamo il Sì. codice. Serviva lo studio sicuramente. E. Maronna, Ci ha poldato.
sto figlio di buona madre. Sei stato trozzato? Sì. Però domani iniziamo con più passi. Dai. E vaffanculo. Vabbè, torniamo da sopra e andiamo velocemente giù. Allora. Sfighe, Possiamo aprire effettivamente più niente. Però abbiamo le scarpette, quindi magari riusciamo a risparmiare pure qualche sulle lunghe passo. distanze, infatti. Allora. Qui tutto in basso. Dobbiamo andare alla foundation, no? Sì, per la foundation. Quindi di qua. Minchia, com'è esotico. Tanto esotico, troppo esotico. Esoterismo, oserei dire. Allora a sto punto apriamo di qua. Quasi erotico. O eretico, anche. Visto che siamo da soli in una villa da 90 e passa giorni, direi più eretico. O elvetico, vabbè, ma diciamo tutto quello. Penso Scusa. che il principe qui si eccita vedendo il muro che cambia di dimensione e così via. Ho preso il muro, fratelli. Allora, a sto punto È vero che poi c'è anche l'altra porta qua sopra, che c'è il catenaccio. al massimo possiamo vedere di fare così Gianmarcone. Però qui è rimasto alzato. Sì. Se noi andiamo da dietro, lo prendiamo nel di dietro, che noi dobbiamo abbassare pure la piscina. Non possiamo passare di qua. Non può passare. Sì. C'è il carrel Trozzi. Quindi o lasciamo così e ci deve uscire la tomba all'inizio per prendere il passaggio e entriamo da dietro. Perché noi da là... Però poi ci deve riuscire la pump room. Se no da qui l'unica soluzione è andare alla pump room adesso, mettere la piscina, cioè riempire, svuotare la fontana, tornare qua, far passare la barca dall'altro lato, tornare su, ma poi siamo certi che funziona mettendola a quel livello. Dall'altro lato non funziona, alternative non ci sono. Cioè, per forza 6, lo zio ce lo diceva la cosa dei comandi, quindi sarà 6. Allora, dobbiamo abbassare la mano, che palle. Che noia. vabbè, quello incredibile. grosso modo è facile, già, ma quello subito No, è riusciamo a fatto farcela. fa avanti e indietro sta cazzo di acqua. Aspetta. Ma non è il protagonista, sto inizia sbagliando. con F. No, si chiama Simon. Si chiama Simon, infatti, ragazzi, non... Vediamo se ce la facciamo. Si chiama Faimon, no quello. Magari chiamerei il figlio così in futuro. Allora, di qua. Quindi poi a sinistra. Poi di qua. Ci conviene fare di qua. Di qua? Di qua. Mi sa che Di alla S qua. moscia. Non credo quello. Siamo di nuovo qua. Allora, basta che non tocchiamo il reservoir. Poi, non toccare il reservoir. Svuota il Trozzi e gira a Rozzi. Allora, fontana, il primo è se quello che vai qui, quindi tu inizi a riempirti di qua. Svuotati, puttana maledetta. Ma quindi se la mettiamo fino alla fine della fontana sgorga? Non lo so. Ma poi non serve un cazzo, è che c'è l'acqua fuori, cioè... Questa è una cheat. No, questa non l'ho colta questa cheat no, della aspetta, S-Moscia. questo verso il basso. Tre se ne carica da qua, uno lo togliamo da qui. Perfetto. Ok. A posto. Allora, a sto punto I passi ce l'abbiamo. il danno è fatto. Mo. Alla via così. Alla bersagliera.
Trozzi patrozzi, lezzi pozzi, non ne sfighen da fonten. Poi di qua. Ok, passettino risparmiato. Noi adesso però dobbiamo uscire. Sì, è entrata. Era un Biancaneve, no? Dovete dire. No, passato il rotto, ragazzi, volevo farvi un mega ruttone nel microfono, ma mi è Sta passato. scaricando pure il Bluetooth, ma va bene, ce la facciamo fino alla fine. Ti ha fatto rumore? Sì, ha detto battery low. Sì, tanto questo in realtà può stare anche senza cuffiette, perché non c'ho quasi un cazzo. Ok, Allora, e ce la andiamo di là. portiamo dall'altro lato. Sempre non skippabile, eh. No, Suka. No, Suka sempre Marco, tu, quello. vuoi troppo. Ora, se di qua non hai funzionato a quell'altezza, Ah, da qua funziona perché c'è lo spazietto per scendere, la barca cioè tu là ce la puoi si mettere, capì? fermerebbe lì sotto, quindi così riesci a portarla lì Ce la puoi dentro là. fare, che poi dobbiamo entrare là. No, io non dico faccio sucare. Ah, tu fai sucare quello, ok. Allora, la barca ce l'abbiamo qui. Ma possiamo Quindi risalire da qua. torniamo velocemente sopra. E dopo possiamo pure riscendere da qua, quindi ci risparmiamo altri passi. Suka, abbiamo Marò. la scheda stavolta. Grazie Gesù. Credo stia scendendo così. Sì. Non mi preoccupo. No, era la un prima volta che bastardo lo perché facciamo, è verde. capito? È verde, deve scendere. Come minimo avrebbe cacciato che c'è la keycard speciale da sbloccare e noi non l'abbiamo mai La trovata. keycard suprema. Allora, a sto punto noi quello che dobbiamo fare è rimettere quello a quanto? Aspetta, 6. vabbè, a 6, ok. E facciamo pure un'altra cosa. Trozzi patrozzi, ferti pozzi. Ok, allora. Aspetta, Giamma, togliamoci Prego, la cuffietta. vai. Così le metti a chargare pure. Sì. Anzi, un secondo che ci scuffiamo. Opla. Sì, possiamo tenerlo anche basso in realtà tanto. Cioè, se passi per l'entrata poi vedi se c'è una carta da gioco, un asso. C'erano 2 carte da gioco nell'entrata, la porta di destra c'ha 2 quadri con 2 carte da gioco. Si era tra 6 e 7, quindi a Deve 6. 6, sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6. È come l'acquario, così 1, deve 2, arrivare. 3, 4, 5, 6. Ok, una serie da 4 e una serie da 3. Dai Roma. Allora, iniziamo a fare così. La fontana a noi non ci serve più in un certo modo, quindi la fontana che il primo riceve l'acqua questo qua centrale Regen Suka. Hanno dei piccoli segnali in incognito. in codice, sì. Allora, poi mettiamo qua. No, dobbiamo fare prima così. Che volgare che sei, non ho detto niente quello. Ti stai sbagliando. Io Stai non ho sbagliando. parlato. Questo è un pregiudizio. Sì. È anche bello grosso. Anzi, questo è un pregiudizio. È un pregiudizio. Questa è bella. Ok, ne restano da togliere 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 ne devi togliere. Ne dobbiamo togliere 3. Allora, iniziamo a fare così. Possiamo filtrare 2 da lì, però scenderemo a 2. Qui poi scendiamo di 2. No, facciamo così, aspetta. Allora, tu sei numero 1.
della pompa centrale. A sto punto vai dentro. Altri 4 li mettiamo qua. Pompa 2, sei sempre questo qua. Ora abbiamo il problema di quest'uno. Noi ce ne serve mettere uno. Ah, sai come puoi farlo, Zi? Dimmi. Allora, se tu mo svuoti la kitchen, ok? Sì. Ti fai dei passaggi per svuotarla. Aspetta, posso svuotare Vai, facilmente allora, vediamo così. se magari c'ho ragione. Posso fare così. Riempi la fontana, facciamo così nel mentre. Posso mettere questo qua. No, niente mi ha scorreggiato, il No. cervello non ha nessuna soluzione valida. Regen, non ti devi Vabbè, preoccupare. l'inizio di un'idea, dai. Sta tranquillo. È il principio. È Le il grandi idee nascono così. principio. Vabbè. Prendo 3 dalla kitchen, 3 puri. E li posso mettere qui dentro qua. Sì. Ok, poi? Poi, siccome il serbatoio, la Sì. kitchen può prendere anche da questo. La kitchen prende dal quarto tubo, quindi 1, 2, 3, 4. No. No. Che questo prende solo da qua. Allora, trovami il modo di mettere riempimi questo, facciamo così. Fai come tu vuoi, ma riempimi questo. Fino all'orlo? Sì, riempilo fino a 4. Aspetta. House. Guarda, a questo punto tanto la fontana ci serve così. Ok, questo è pieno. Perfetto. Ora riempi la kitchen. Off topic, cosa ne pensate di quello che ha vinto l'Eurovision? Onestamente, ragazzi, non ho seguito. No, non l'ho seguita proprio, manco io la canzone. Ok, mo ne abbiamo uno. Capì? 3 meno 4, 1. Ok. Non è proprio ha vinto Tommy Cash, punto. No, è arrivato terzo purtroppo. Per me ha vinto Tommy Cash. Però Gabri Ponte ultimo comunque sfregio brutto, sfregio Però è stato brutto. un brutto gesto. Vero che ha portato Allora. un jingle praticamente, vero? Sono 3 e 3, 6. Ce l'abbiamo. Un po' godo. Dobbiamo solo sperare che funzioni. Vai, vediamo se funge. Dobbiamo di tornare pure all'ingresso. Espresso macchiato, por favore. Allora. Vai, da qua. Il momento della verità. Il Presidente fa altamente cagare. Io non sono mai stato un grande appassionato dell'Eurovision, devo essere sincero. No, vedo solo qualche volta, ho visto la premiazione finale. Quest'anno proprio non ho avuto tempo, ma non è che avessi tanto voglia di seguirla. Poi ho sentito quella di Tommy Cash, mi è piaciuta quella, va bene. Penso che prima o poi mi recupero le altre. No, sì, Espresso macchiato terza è un po' meme come canzone, oggettivamente forse non è che doveva stare l'altra discesa così. Ok, non era per vedere un attimo come la vedessi. Abbiamo fatto bene, ringraziando a Dio. E lì c'è il tunnelazzo. Vai. Dai. Entra in questo pazzo. Cose nuove, cose nuove. Mo vai là, bravo, ora torna indietro, cazzo. No, ma andiamo di lei, non c'è niente, Gianmarco, Niente, tutto assolutamente vuoto. niente. Andiamo, vai, Lozzi. Vabbè, però qua, Ecco. qua qualcosa c'è. Tommaso Soldi addizionato al tabacco. Esattamente, sì. Era addicted to tobacco. È un bel Siamo giretto andati in una rilassante. cascata. Dove siamo... Possibile. Esattamente, Papa. Buonasera, Papa. L'ho appena detto, Buonasera, Papa. Adesso vai e c'è una cascata. Pure Papa, uguale. C'è una costruzione, oddio, altri cazzi. Una Gianmarco. porta. Che sarà chiusa, con un enigma, con un'altra cosa da Voglio trovare. morire. Per piacere uccidetemi. Allora, non è che dobbiamo fare qualcosa nel frattempo del viaggio, che è abbastanza lungo. No, dovevamo arrivare qui a Trozzolandia.
È aperto, oggi è aperto. Ok, cosa c'è qui dentro? Di così mistico e misterioso. Ragazzi, momento intenso. Guarda in alto. Ma Ok, noi siamo una sempre caverna. comunque sotto, ok. Qui vedete c'è l'ultimo shop, quello che ci mancava. Dove cazzo siamo? Sì, che Scusa. cazzo di posto è Ma che questo cos'è ora? qua? Ok, esplorazione, Allora, cominciamo. Partiamo dal lato? Vai. di qua non c'è niente. Allora, vabbè, questi sembrano, come si dice, gli alloggi. Penso dove dormivano i minatori. Attenzione. Perfetto, c'è una Crepa crepa nel in un muro. muro. Aspetta, questo è il muro Sembrano quei della... muri, sì, ma della l'abbiamo stanza rotto, mi dell'orologio. pare. Però non ci siamo andati col super martellonzo. Magari uno Vero. dei muri sopra. Giù c'è il muro fantasma. Su ce n'è uno da rompere. Quindi dobbiamo fare il super martellone. Ah, oh, grande papa. Spero sia andata tutto bene la creazione. Ah, non ti preoccupare, papà. Tanto noi stiamo come sempre perdendo Sì. la testa con sto cazzo di principe Mi e le sa che cose il finale che ci di The trova. Last of Us parte 2, Regan, io spero di no. C'è la benzina oggi a terra, aspetta, vedi se... No, non ce la fai, peccato. Sanita. Bottiglia, ok, bancone. Cancellalo. C'era Questi sono i monitor che stanno oggi fuori, in quella stanza dove abbiamo aperto il cavo. Non so quelli della security. Tu dici su quelli della security? Potrebbe essere quelli della security pure, sì. Sì. Va bene, continuiamo il giro. Con questo ci apriamo tutte le Fanno stanze. buche. Guerriglia. Ok, sì, ci sono parecchie armi, tra l'altro. Cerchiamo qual è la verità. Ok. Allora. The Royal Museum. Ah, ok, questo era un piano per assaltare il museo? E questa è la mamma che faceva Sì. qualche atto terroristico per qualche motivo per riportare la Allora, verità. Bot adesso no, ancora sfide il numero Proprio una code per exhibition, ok. Quindi volevano andare al padiglione dell'esibizione privata. White Far Romeric Wolf. Ok, è un piano. Ah, non è la nostra mappa, quindi non è qualcosa che possiamo fare noi. No, è ringraziando qualcosa a che Dio. hanno tentato di rubare qui. Sì. Pippe e Baude. Ottimo, ottimo. Pippe e anche Baude. La possiamo anche usare. Sì. Ottimo. Allora, in 6 months. Pippe e Baude è quando ci va qualcosa bene, ragazzi. Quindi stiamo risolvendo pian piano con le chiavi. Questa cosa è Quindi ottima. lei sostanzialmente vive qua sotto oggi. Sì, si è nascosta Mary. Per questo non la trovavano, non era in giro per il mondo, era sempre stata qui sotto qua. Vi lascio con questo Cloudpunk, gioco in ambientazione cyberpunk di consegni per mano di una compagnia di consegni non proprio lecita. Ecco qua. Questo già ce l'avevo segnato. Questo è segnato? Perfetto. Bravo Papa comunque. Domani reclameremo il nostro diritto di nascita. Ok. Ok. Va bene. La corona ritornerà a Oris. È tutta una storia di Sì. reami rubati e quant'altro. E noi siamo nel mezzo perché siamo il figlio di... Rigiriamo un attimo meglio poi prima di scendere lo zio, solo per curiosità. Vabbè, un po' too much, no? C'è proprio divertimento nel farlo, vedo. Proprio gli piace. Non bisogna associare, no, non bisogna associare la droga a una cosa bella. Assolutamente. Assolutamente. Noi ci dissociamo. La stazione. Tu sei qui. Royal Station, Restrain, Fenn, Tanner, Orindia, Raffington, Dead End. Allora. Siamo alla stazione reale. Ok, questo in cosa ci aiuta? Vabbè, Dobbiamo Ghost far 1.0, arrivare... Roguevania in stile sci-fi. Ma chi che fa quel cazzo di rumore lì? Ragazzi, dei deficienti che sgommano. Qui non c'è niente. Com'è possibile, Dozzi, che qui non si fa niente? Non è si fa possibile. niente, che qui non si fa niente. Non è possibile, no, Enzo. Gianmarco, non è Ti possibile. trovi con me che non è possibile questa cosa, no?
sarebbe bello poter andare a visitare tutti questi luoghi, No, sì, ma in ma un futuro DLC, non è non possibile, adesso. non è Fa un DLC. possibile. Guarda, c'è proprio l'ingresso DLC, abbiamo aggiunto il treno. Tu vieni qua e puoi visitare le altre zone e trovare altri puzzle. Guarda. Però non Scusate, ragazzi. possiamo neanche scendere né fare qualcosa, già, ma è solo questo, è solo la banchina. No, zia. Che cazzo vuol dire, dai. O serve la stazione della metro per qualche motivo? Vabbè, Va. noi abbiamo la foto, abbiamo la cosa nuova lì del... Andiamo ad aprire la porta. Già, metti la mano davanti. Ragazzi, ho provato a metterla sul microfono per pararvi l'esplosione, ma non so No, se è fai servito. prima a spegnerlo, già, ma ci Ma lo leva solo sternuto l'abitudine. come faccio a fermarmi in tempo? Se mi parte all'improvviso come... No, dico, se stai un pochettino... Ah, ok, qui l'hanno skippata l'animazione. Insiste, continuo. Controlla Ghost 1.0. Ok, Lozzi, controlla un attimo Ghost 1.0, ti ha detto Papa. Allora, aspetta, finisco di mettere un attimo sta chiave qui, anche perché siamo... Lancialo dalla finestra. Siamo Ragazzi, in io posso orario. pure fare così, ragazzi, che prendo lo stacco. E Il primo pulsante in alto, se lo vuoi spegnere, dipende che vuoi fare. che l'ho spento? No, così è acceso. Però non si vede più niente qui. Sì, perché è attivato... Per sbaglio. Allora, Perfetto. vedi questo? È acceso. E il tasto sopra che fa? Questo sopra è per controllare la batteria. Ah, ok, grande. Allora, Se lo tieni premuto si spegne. Allora, ecco, ho fatto. Due volte premi il pulsante sotto, si muta il microfono. Adesso invece è normale. Adesso è normale. Se lo premi Regan, 3 volte si buonanotte. attiva la distorsione. Buonanotte. Buonanotte, Regan. Buonanotte, Regan. Allora, almeno riusciamo ad aprire la porta. Guarda, spegniamo se dobbiamo in concludere in tempo. bellezza, facci uscire la porta di Col cui simbolo che abbiamo abbiamo. Sì. Il primo a sinistra. Vai. Se tu fammi ridare un'occhiata pure a quelle che abbiamo. No, sono aperte, già, ma non ti Bestemmiavo come preoccupare. un ciuccio. Non ti preoccupare, allora. Andiamo di questa. Vai. No, questo forse non ce l'abbiamo. Trozzolo, aspetta, trozzolo. Trozzolo, fermati un attimo. Oh, fermissimo. Trozzol. Tu dici che questo Trozzol è il simbolo, è questo qua, già, ma... va bene. Proviamolo. Allora, quindi è Qual è la una prima bella cosa che puoi base. cambiare? No, perché sono dei mini cosini, No. non questi. Sono questi qua. Sì. Ok. Sì. Poi No. non così. Non posso manco più Non insultare il così. bot. No, non si insulta il Non bot. così. Assolutamente non così. Manco Pucazzi, così. Non così. Sono linee. Aspetta, dividiamo prima il numero delle linee. Si rignoffa. Ah, guarda, oggi stanno cambiando, infatti. Dobbiamo fare così. È così perché è al contrario. Quindi noi lo dobbiamo vedere sotto sopra. Ok. Uno verso l'alto, due di lato, due di lato. Il cerchio esterno, però. Il cerchio esterno, mo adesso Gianmarco è un attimo un problema che dovremmo Gi- capire. Giriamo e vediamo. No, non credo almeno. Non penso. Forse. Allora, sulle linee qua. Eccole qua, su queste, Gianmarco. Abbiamo sbagliato le linee? Sì, guarda, su queste qua, con questi cosi alla fine. Sì, hai ragione. Gioco, dai. Fai succedere qualcosa. Trozzil, Gianmarco, Trozzil. Non è questo, però aspetta un attimo. Fatto apposta. Aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un mo'. Ecco qua, abbiamo pure quest'altro. Ok.
Quindi, vabbè, è come avevi fatto, È però ci vogliono grosso i modo pallini. come questo, però ci vogliono i pallini. Ah, aspetta, Gianmarco. Che cosa? Che Push cosa? the button. Oh, Trozzil Gianmarco. Mannaggia che Reagan se n'è andato, vabbè. Gianmarco, cose. Ah. Sei fuori dall'inquadratura, dice quello. Aspetta. Grazie, quello. Grazie mille. Allora, cose, Gianmarco, cose. Piano. 8 reami in 8 mesi. What? Questo è per la stanza nella, I puntini, nella sì. 46. Allora, questo ci dobbiamo fare la Fai foto. foto, sì. Quindi lì troviamo tutti gli indizi per capire come fare la mappa. Quindi dobbiamo completare tutte e 8 per ottenere sta Sì. cosa, ok. Questi non sono interagibili, sti cosi? No, non fa fare niente qua. Ok. Manca metà faccia, almeno c'è una base, ma è storto qua forse, così. Aspetta. Così? Aspetta. Ok, giusto qua. Ok, così penso che sto dentro bello diritto per diritto. C'è un pasolino di questi. È tuo. Che colore vuole? Vuole i grigi negli angoli? Sì. Sì. Vuole il grigio negli angoli, quindi il giallo deve stare al centro e i verdi a freccia. Allora, aspetta. A posto, perfetto. Non capisco l'ordine per cui stanno cambiando e come switchano. A sta a pigliare per culo, oh. Sì, però ci siamo quasi, aspetta, che è questo. Sui neri. Devi spostare solo quel verde dalla... È normale. Che si stanno cambiando le foto sul telefono Quello ti da sto solo. dicendo io, perché si È gira? successo anche prima. Spegni un po' lo schermo, dai. Ma mi sta tranquillo. L'ha fatto anche prima e Sì. ho fatto finta di niente. Ma è la seconda volta che è successo. Ignora, Vabbè. fai finta di niente. È una funzione del telefono, stai zitto e fai finta di niente. Andiamo. Fila di merda. Manca solo uno che vada là, a freccia, ci deve andare uno là. Mannaggia la pupazza. Sali, uno che sale. Qui cambi. Tu vai solo là. Aspetta, Colpa dei non è- poteri forti, sì. Aspetta. Gianmarcone, aspetta. Ecco qua. Apriti, sedano. Grotozzi. Altri 2 soldini. E poi c'è l'altro lato. E questo è dove già siamo andati forse- prima. Ok. Le statuine qui Vedi le abbiamo qua pure se viste. c'è altro. No, qui no. Qui no. Non penso che parlasse qua di mura da poter rompere e quant'altro. Qui no. E qui no. Ok, uno siamo riusciti a farlo. Allora, un trozzol l'abbiamo Fammi preso. vedere pure gli altri 2 simboli, già che ci siamo. Allora, a sto punto abbiamo C'è una porta qui. C'è Pitrozzi. Freccia Quindi giù. il ragionamento l'abbiamo capito, li dobbiamo trovare esternamente da qualche parte. Li riportiamo qua e ce li facciamo. No, È il è rhombus. Rombos. No, Rombos non mi Però piace. già che uno l'abbiamo trovato, sbloccato e completato, già Quello va sì. benissimo così.
Allora, che quello sta iniziando a fare sì, cose. fallo provare, fallo sperimentare. Guarda, la apro giusto per Peride. visto tutto il casino che ci abbiamo messo per arrivare qui. Abbiamo aperto la porta finale, ma non quelle prima. A sto punto c'è la... Non abbiamo messo neanche la... Stasera non ho l'area fatto Raptus calcoli. Room. Allora, vista anche l'ora, abbiamo fatto una run ma bella lunga. Abbiamo fatto tutto. Quello che potevamo fare l'abbiamo fatto. Mo quindi toccherà... parte ricordarci sempre la porta nella tomba. Da aprire con lanciafiamme, con l'appicciacandele. Sì. Mo ci tocca rompere questo fatidico muro nella stanza che gira e dobbiamo rifare E il martello capire finale. un attimino. Martello Quindi finale martello sulla finale, pompe e cose varie non dobbiamo muoverle più. Quindi su quello No, quello adesso sta a posto. almeno siamo tranquilli. Allora, ragazzuoli belli, buonanotte a tutti. Ci Buonanotte, vediamo ragazzi. domani. Ciao.